Aspetto anche, ci mancherebbe. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa 2 giorni di studi dedicata alla figura di Giuseppe Valentinelli e al tema della salvaguardia del patrimonio storico-artistico in epoca asburgica. Intervengo brevemente per alcuni saluti e per dire che questo progetto che oggi si concretizza è il risultato di un lavoro di un anno che ha visto la sinergia di diverse istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Innanzitutto l'Università Ca' Foscari, la Biblioteca Nazionale Marciana, e poi la Direzione Regionale Musei Veneto e i Musei Archeologici Nazionali di Venezia e della Laguna. È un lavoro appunto, è stato un lavoro complesso e che siamo sicuri darà dei frutti importanti perché quello che abbiamo pensato nell'organizzazione di questo convegno è stato cercare di mettere insieme figure provenienti da ambiti disciplinari anche diversi per cercare di dare una luce nuova, un taglio nuovo sulle ricerche riguardanti il patrimonio nell'Ottocento veneziano, in particolar modo in epoca asburgica, che è diciamo, un periodo che nella storia degli studi è stato più trascurato rispetto ad altri. Vorrei ringraziare anche quelli che sono gli enti patrocinatori di questa iniziativa, in particolar modo la Biblioteca del Seminario di Padova, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e anche i Dipartimenti di Filosofia e Beni Culturali e di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. In un ultimo il Comune di Villa Estense di Padova che appunto ha supportato dalle prime battute questo lavoro e parallelamente in risposta a quella che è stata la nostra iniziativa ha scelto di organizzare delle proprie celebrazioni per questa ricorrenza importante dei 150 anni dalla morte di Valentinelli e sostanzialmente di organizzare una mostra documentaria e un piccolo convegno che si terrà il 14 dicembre per portare quelli che saranno i risultati dei nostri lavori anche alla popolazione in modo che possa fruire di queste novità. Lascio quindi la parola al dottor Trovato e alla dottoressa Bressan per alcuni saluti istituzionali e per il ricordo della nostra cara collega Marcella De Paoli. Quindi vi lascio la parola e vi ringrazio. Grazie e da parte mia e da parte della Biblioteca Nazionale Marciana porgo il saluto ai presenti e anche a chi ci segue da remoto perché siamo grazie alle nuove tecnologie anche in diretta su YouTube e quindi con questa giornata di studi possiamo raggiungere un pubblico vasto e spero disperso in tutto il mondo. Mi associo al ringraziamento ai vari enti e ai vari studiosi che hanno reso possibile questo convegno di studi su un'epoca che appunto merita di essere ristudiata sine ira et studio, perché a seconda delle epoche successive si è andati un po' prima col risorgimento in un senso, poi con l'antirisorgimento in un altro senso. Speriamo di avere una visione più seria, più obiettiva, e in particolare sul nostro bibliotecario Valentinelli, su cui questo pomeriggio in particolare ci sarà un focus. E poi non mi resta che augurare buon ascolto e anzi approfitto anch'io, dopo ne parlerà più diffusamente l'amica e collega Marianna Bressan, per ricordare e salutare Marcella De Paoli, che anch'io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, che purtroppo non è qui con noi, ma spero che ci ascolterà. Grazie. Buongiorno. Sì, forse è meglio chiudere quello. Buongiorno a tutte e a tutti. Se riesco a far pace con il microfono, continuo il discorso.
ringrazio anch'io l'organizzazione perché stiamo per assistere a 2 giornate di ricerca, che è veramente ormai un privilegio per tutti noi, ma è anche necessario provare a confrontarsi su temi anche forse meno conosciuti e meno diffusi. Mi è piaciuto molto il cenno del direttore alla possibilità che questo convegno venga ascoltato da remoto, perché, come dire, questo incide proprio sulla disseminazione, no? Sulla divulgazione dei progetti culturali, che è uno dei nostri obiettivi. Parlo io perché sono stata di recente individuata come direttrice di un nuovo istituto autonomo del Ministero della Cultura che si chiama Musei Archeologici Nazionali di Venezia e della Laguna e che raggruppa alcuni musei che fino a ieri facevano parte della direzione regionale Musei Nazionali Veneto, sempre all'interno del Ministero della Cultura. Domani il convegno sarà ospitato al Museo di Palazzo Grimani, che è attualmente una delle sedi del nuovo istituto. Il mio compito è principalmente quello di dare corpo al ricordo di Marcella De Paoli, che molti di noi, di voi hanno conosciuto, forse più giovani meno, che è mancata. Cioè, non so come dirlo diversamente, non ce lo aspettavamo, non l'avremmo mai desiderato, ci manca un pilastro del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, ma ci manca un pilastro anche per gli studi, in particolare del collezionismo veneziano e non soltanto. Quindi ringrazio tutti perché siamo rimasti tutti d'accordo che l'apertura di questo convegno fosse dedicata a Marcella, anche perché Marcella doveva intervenire, sarebbe dovuta intervenire e purtroppo è mancata nella fase di anche aggiustamento del programma, abbiamo dovuto cambiarlo in corsa. Leggo perché è un testo condiviso con tutti i colleghi del Ministero che l'hanno conosciuta. Marcella De Paoli, collega e amica di molti di noi, è stata una competente archeologa e una appassionata studiosa. Ha dedicato la sua attività scientifica e professionale soprattutto allo studio, alla tutela e alla valorizzazione delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, dove prestava servizio da 25 anni, con un intermezzo all'allora neonato Museo di Palazzo Grimani dal 2008 al 2011. Si era laureata in lettere classiche all'Università di Padova nel 1993, specializzata in archeologia classica nella stessa università nel 1999 e aveva conseguito il dottorato in antichità classiche all'Università di Tor Vergata di Roma nel 2001. Allieva della professoressa Irene Favaretto, insieme a lei, in un dialogo sempre vivo fino agli ultimi giorni, aveva sviluppato gli studi di storia del collezionismo antiquario a Venezia e in Veneto tra il XV e il XIX secolo, concentrandosi in particolare sulla collezione Grimani di antichità, indagata sia sul piano storico-collezionistico sia archeologico, ma anche in relazione ai rimandi tra le sculture, i cammei e le decorazioni del Palazzo di Santa Maria Formosa. È stata autrice di numerose pubblicazioni che sono punto di riferimento imprescindibile per ogni studioso che voglia approcciarsi alle sue materie di ricerca. Ma Marcella era anche una professionista museale. Nel museo e per il museo non si è mai risparmiata, in tutti gli ambiti che era necessario affrontare, da quelli organizzativi a quelli scientifici, dalle pratiche conservative al servizio educativo, dalle mostre ai social network, sempre, come hanno ricordato i colleghi del Museo Archeologico, con il sorriso e l'ironia che la contraddistinguevano e senza mai ostentare la sua sconfinata cultura. Lei che di questo museo, quello che è qui a fianco, era la memoria storica. Negli ultimi anni Marcella è stata coinvolta nel riallestimento della tribuna Grimani, insieme alla compianta collega, allora direttrice del Museo Archeologico Anna Larese, e alla collega Alberta Facchi, che oggi è direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Marcella curò l'ordinamento delle sculture all'interno dello spazio architettonico della tribuna, coniugando un approccio filologico e storico-collezionistico che si fondava sui suoi studi, con la necessità di evocare nel pubblico di oggi l'effetto che la stanza doveva produrre nei visitatori del Cinquecento. Questo momento si è rivelato fondamentale per verificare le ipotesi relative alla disposizione dei marmi all'interno della stanza. Il riallestimento della tribuna è stato inaugurato nel 2019 e ancora oggi continua ad affascinare i visitatori grazie al lavoro di Marcella,
così come avviene per la rinnovata sala del Doge inaugurata nel 2021, al cui riallestimento, analogamente, Marcella diede un contributo fondamentale. Da ultimo, ma non certo per importanza, Marcella aveva messo a disposizione le sue conoscenze e le sue competenze per il progetto del futuro Museo Archeologico Nazionale di Venezia, che purtroppo non potrà veder nascere, ma che ne testimonierà la passione e il sapere che ci impegniamo a valorizzare con la sua stessa tenacia e con il suo stesso amore per il mondo antico. Grazie. Grazie per questo ricordo in cui mi rivedo molto anch'io nei pochi anni che ho avuto modo di trascorrere con Marcella. Sono stati veramente anni di confronti costruttivi proprio. Una cosa che ho sempre apprezzato molto di lei, questo è un ricordo personale, il fatto che anche con i giovani studiosi avesse veramente un confronto proprio attivo, ecco, e questa ha sempre cercato di coinvolgerli per quanto giovani negli studi e di dare qualcosa a tutti, insomma, quindi questa cosa, grazie, insomma, ecco. Approfitto per dire ancora due parole su questo convegno, su quello che è il senso di questo lavoro. Il convegno intende sostanzialmente focalizzarsi sulla figura appunto di Giuseppe Valentinelli, che ha avuto un ruolo molto importante per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico veneziano. L'idea fondamentale è quella di partire dalla figura di Valentinelli per ragionare su una serie di fenomeni che si sono quindi verificati in quest'arco cronologico, soprattutto dalla metà dell'Ottocento in poi, e di analizzare quindi tutta una serie di dinamiche che si vengono a creare, dinamiche molto importanti perché non sono ancora state messe a fuoco appunto dagli studi che sono stati condotti sino ad oggi. Valentinelli ha infatti un ruolo molto importante nel indirizzare una serie di patrimoni in via di dispersione verso la Biblioteca Marciana. E questa azione di tutela che lui sviluppa viene portata avanti a più livelli, quindi non solo attirando vere e proprie collezioni verso l'istituzione, ma anche attivando una serie di processi di valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico. In particolar modo penso a tutta una serie di pubblicazioni che vengono edite in questi anni, che hanno proprio lo scopo di valorizzare questi beni storico-artistici e di focalizzarci anche su una serie di strumenti che grazie al Valentinelli vengono sviluppati per rendere questi patrimoni effettivamente fruibili e con un approccio differente rispetto a quello che si era visto precedentemente, quindi con un approccio molto più scientifico. E quello di cui è molto importante parlare, su cui avremo anche degli interventi, è l'importanza che il Valentinelli dà alle esperienze altre. Valentinelli è una figura che viaggia molto per cercare di trovare ispirazione da realtà che lui considerava più evolute, di prendere e importare in Venezia queste nuove esperienze per un avanzamento degli studi. Questo diciamo è il focus e il motivo per cui abbiamo scelto, come ho già detto, di dare un taglio multidisciplinare e cross-culturale a questo convegno. Quindi possiamo iniziare con i lavori. Lasciamo la parola al professor Sperti, che modererà la prima sessione del mattino. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito alle organizzatrici.
io do inizio come moderatore, come chairman, come adesso si usa dire, agli interventi della mattinata. Se posso aggiungere una cosa alle belle parole di Marianna Bressan, veramente Marcella non aveva mai ostentato non ha mai fatto la sua enorme cultura, ma aveva anche questa, diciamo, gioia di parteciparla, che è una cosa che io ho sempre trovato molto, insomma, è veramente una grande perdita per l'archeologia veneziana. Va bene. Allora, iniziamo. Scusatemi, lo conosco da quando ha fatto il dottorato, insomma abbiamo avuto molti contatti con una figura che avevo molto a cuore. Iniziamo la serie delle relazioni, che sono tutte molto interessanti, su un tema che devo dire era anche tempo che fosse affrontato, perché è un tema che, diciamo, tocca vari aspetti della storia veneziana dell'Ottocento. Miriam Pilutti-Namer, Dispersione di scultura classica tra Venezia e l'Europa, 2 parole sulla relatrice, professoressa a contratto in Venetian Art and Archaeology presso la Ca' Foscari School for International Education, assegnista postdottorale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vice direttrice della rivista scientifica internazionale di arte e architettura 1800. Non so, io rimango qua, cosa succede? O ti lascio? Beh, questo ovviamente. Se vuoi rimanere qua, sì. Vedi bene? Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti molto numerosi qui in presenza e immagino anche sarà seguito il convegno dal remoto, e mi unisco anch'io al ricordo affettuoso di Marcella De Paoli, che è stata assieme a tutte noi l'anima di questo convegno, a cui dobbiamo moltissimo, e era tra le parole che abbiamo sentito, ecco, la dedica di questa 2 giorni di lavoro alla sua memoria, nei nostri interventi contiamo che Marcella si vivifichi, perché davvero è stata per noi un'interlocutrice fondamentale e anche un'amica, che non è poco, come sappiamo. Ecco, le dispersioni di scultura classica tra Venezia e l'Europa, già nel titolo ho cercato di dare una lettura contemporanea, ecco, che si avvicina alla nostra sensibilità di un tema che è fondamentale per la storia dell'archeologia veneziana e non solo, per la storia dell'archeologia europea tout court. Ecco, non è uno dei miei temi, per cui ho cercato soprattutto di scegliere alcuni casi di studio e al contempo di introdurre alcuni spunti per lavorare ancora su questi temi, quindi alcuni spunti metodologici, naturalmente per offrirli alla discussione. Inizio dalla questione del metodo. Il fenomeno delle dispersioni di opere d'arte antica è stato sinora affrontato soprattutto, se non solo, nell'ambito del collezionismo di opere d'arte antichità, ma merita, a mio avviso, di essere indagato alla luce di processi che, pur interessando gli oggetti, sono meglio compresi e meglio rispondono alla nostra sensibilità contemporanea quando interpretati come episodi legati alla dissoluzione di civiltà e imperi come conseguenza di eventi traumatici che provocarono una intensificazione di significati sovrapposti, tali da generare memoria culturale. Una collezione come un luogo della memoria, dunque, da indagare secondo le linee di metodo indicate da Pierre Nora, Christoph Baumian, Jan Assmann, pertanto nelle stratificazioni che rendono una collezione a tutti gli effetti un giacimento archeologico.
riflettere sul metodo interpretativo della dispersione del patrimonio anche archeologico costituisce l'obiettivo più ambizioso di questo convegno, che non a caso nasce per celebrare la memoria di Giuseppe Valentinelli, colui che tra i primi comprese la natura di patrimonio delle opere appartenute alle collezioni del patriziato veneziano nei decenni in cui la frequenza e l'intensità delle dispersioni di opere d'arte assunse la dimensione di fenomeno epocale. Non oggetti d'arte, dunque, ma testimoni di memoria di quei luoghi stratificati dove si annidava l'essenza dell'identità di una civiltà che aveva perso la propria indipendenza statuale, ma non era scomparsa nelle sue persone e nelle sue cose. Come è noto, le vicende collezionistiche dei reperti sono state e sono al centro di una solida tradizione di studi, anche se hanno forse un po' perso interesse in ambito archeologico, forse perché ancora non sono riuscite a intercettare due ambiti della ricerca contemporanea che sono molto promettenti. Il primo è l'ambito delle digital humanities, tutto quello che riguarda l'umanesimo informatico, quella disciplina che raccoglie tutti gli strumenti delle tecnologie più avanzate disponibili per l'analisi quantitativa delle informazioni e che dunque permetterebbero di ripensare e mettere a sistema fonti plurali quali inventari, cataloghi, censimenti e via dicendo, e al contempo geolocalizzare queste stesse fonti e le opere d'arte nei diversi luoghi di conservazione. Questi sistemi di applicazione, peraltro comune in ambito archeologico, sono stati utilizzati sinora piuttosto poco, sia a Venezia che in generale. Il secondo ambito di studi promettente consiste nell'indagine vera e propria sulla componente materiale degli oggetti. L'analisi archeometrica, che oggi è possibile, e apre scenari del tutto nuovi grazie agli avanzamenti che nei decenni sono stati effettuati per quasi tutte le classi di materiali, dal vetro alla pietra, in centri d'eccellenza diffusi in Italia e nel mondo. Queste analisi permetterebbero di compiere avanzamenti significativi nella ricerca sulle provenienze dei reperti, che è il tema di maggiore rilievo per la disciplina, e di riconnettere le opere ai contesti naturali dove furono tratti i materiali dei quali sono composte. Ed è questa una strada forse più gratificante che tentare di ricostruire l'entità e la disposizione delle antichità appartenute a ciascuna collezione. A Venezia, dove ogni opera d'arte antica fu importata e le collezioni si accrebbero sui tempi lunghi delle genealogie familiari prima di essere disperse secondo una grande variabilità di casi, queste ricerche un po' di rado offrono uno spaccato della storia del gusto dell'epoca e ci permettono quindi di ampliare l'orizzonte culturale di indagine. A oggi infatti ancora non disponiamo di elementi basilari preziosi per l'analisi quantitativa, quali una stima del numero di collezioni e di pezzi attestati a Venezia in età moderna, o di una proposta sulla rete dei centri da quali le opere provennero o viceversa verso i quali furono esportate. Va da sé che queste stime difettano per ragioni molto puntuali, la difficoltà stessa di reperire le informazioni, la base di dati, come si chiama, come definita nell'ambito delle scienze dure, ma anche questa mancanza che influenza la percezione dell'argomento come di un ambito di ricerca in qualche modo chiuso, non più fruttuoso o meno fruttuoso di quanto si possa immaginare. Dovrebbe infatti soccorrere il ricercatore l'indagine del rapporto tra lo sviluppo degli eventi storici e della museologia come scienza che è esito dell'interazione tra luoghi, opere d'arte e contenuti culturali, ed questa è un'indagine che interessa anche l'archeologia, ma questo rapporto tende a complicarsi e anche a infrangersi sia per ragioni di natura scientifica, mancano le informazioni, c'è bisogno di ricerca archivistica, competenza che l'archeologo possiede di rado, ma anche per ragioni di natura museografica.
I luoghi dove erano ospitate le collezioni e anche i luoghi dove le opere si conservano tuttora hanno attraversato e attraversano fasi di cambiamento, sono contenitori che accolgono pezzi di provenienza diversificata, dunque anche da scavi, da donazioni, e sono soggetti ai mutamenti del gusto da parte di governi, amministratori e pubblico. Al centro della ricerca rimane l'opera d'arte, che andrebbe dunque interpretata in quanto oggetto da collezione, alla luce di una definizione del concetto stesso di dispersione applicato alla categoria specifica dei beni culturali e quindi all'interno di un sistema di relazioni non univoche, e al contempo andrebbe indagata in quanto reperto archeologico nella sua espressione materiale, con l'aggiunta dell'elemento naturale che possiamo ricavare dalle indagini archeometriche. Ecco, credo che questo permetterebbe l'applicazione di questo metodo piuttosto sofisticato, ma potrebbe davvero portare a raggiungere avanzamenti significativi, senza appiattire la complessità dell'interazione tra luoghi e oggetti attraverso il tempo come espressione della volontà, del gusto e del caso sul principale esito otto-novecentesco dei processi di dispersione, vale a dire il museo. Sulle vicende del collezionismo di antichità a Venezia nel Veneto, gli studi condotti da Irene Favaretto nella sua intera carriera, dai suoi allievi, tra i quali Marcella De Paoli, ma anche da altri studiosi quali Marilyn Perry, Luigi Beschi, Lanfranco Franzoni e Patricia Fortini Brown, uniti alla fortunata collana dei cataloghi delle collezioni musei archeologici del Veneto, fondata da Gustavo Traversari negli anni 70, oggi diretta dal professor Sperti, hanno delineato un quadro, sottraendolo alle tenebre dalle quali era avvolto, oggi chiaro e maturo, per quanto ancora complicato nei rapporti con la storia dell'arte, in particolare nel settore della pittura, dove le antichità assai di rado sono considerati oggetti archeologici. Ecco, anche per il contesto in cui ci troviamo, siamo a pochi passi dai reperti di cui parlerò a breve, vorrei riprendere la trattazione di due celebri casi di statue al centro di vicende collezionistiche di grande rilievo, sia per le opere stesse sia per la fortuna e la rilevanza internazionale che assunsero. Il primo è costituito dal cosiddetto Adorante di Berlino, le cui vicende collezionistiche sono anche di recente state riprese da Laura Moretti. Si tratta di una statua in bronzo datata attorno al 300 a.C. che rappresenta un atleta nel gesto di sacrificare alla divinità la benda di lana ottenuta per la vittoria in una gara, attribuita da Ennio Quirino Visconti a Bedas, figlio di Lisippo, su scorta di un passo di Plinio nella Naturalis Historia. Rinvenuta a Rodi, la statua raggiunse a Venezia nel 1502 o 1503, di cui fu esposta in numerose sedi a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando fu trasferita a Verona nella collezione Bevilacqua, sino all'attuale collocazione negli Staatliche Museen di Berlino. Su questo pezzo scrisse Giuseppe Valentinelli negli atti dell'Istituto Veneto. Il testo è di un bronzo antico nel Museo Marciano, ritenendolo erroneamente parte del lascito di Giovanni Grimani, quando invece appartenne al Tesoro Marciano, come poi chiarito nel 1952 dal Gallo. È merito di Bruna Farlati Tamaro, che nel 1956 fece condurre anche, cito, un esame tecnico del pezzo, avere appurato che la replica di Venezia è un bronzo rinascimentale che Franzoni ragionevolmente propone come produzione concomitante all'acquisto del pezzo da parte di Mario Bevilacqua attorno al 1576, anno in cui un documento d'archivio ci informa dello spostamento della statua dal tesoro allo statuario. Il secondo caso è costituito dal cosiddetto Vitellio Grimani. Si tratta del ritratto di uno sconosciuto di elevata posizione sociale vicino all'imperatore Adriano, scolpito in un unico blocco che si colloca tra il 130 e il 140 d.C. Forse rinvenuto nello scavo delle fondazioni del Palazzo dei Grimani nel presso del Quirinale a Roma, e in ogni caso durante uno scavo, come testimoniano le tracce di colpi inferti con uno strumento a punta arrotondata, forse un piccone, fece parte del lascito alla Repubblica avvenuto alla morte del cardinale Grimani nel 1523 e fu dunque esposto a Palazzo Ducale nello statuario. È stato suggerito
che che questo pezzo costituisca il reperto che ebbe più fortuna nell'intero Rinascimento, e certo il catalogo delle repliche censite da Klaus Fitchen nel 2006, che su indicazione stessa dello studioso non è esauriente, ma che supera i 100 esemplari, sembrerebbe conferire solidità all'ipotesi che si tratti quantomeno del ritratto antico che ebbe più fortuna in Italia e in Europa nel Rinascimento. Noto a margine che nonostante la bibliografia sul pezzo sia copiosa, un restauro sia stato effettuato anche nel 2002, abbastanza di recente, l'indagine archeometrica non è ancora mai stata effettuata. L'indicazione rimane tuttora quella generica del marmo a grana compatta. Ho selezionato questi due casi non solo per la loro speciale importanza, ma anche per dimostrare quanto problematico sia nucleare il concetto di dispersione quando si tratta di opere d'arte antica che erano state parte di una collezione. In entrambi i casi l'opera, per la propria fama, si sottrae al processo di stratificazione che fa di una collezione un giacimento archeologico. Né la Dorante né lo Pseudo-Vitellio trattengono in sé l'essere stati scelti da qualcuno, ma divengono soggetti produttori di memoria che infine li supera quando notiamo che sugli elementi costitutivi di entrambi la ricerca ha fatto progressi lenti e discontinui. Al contempo però il fenomeno della dispersione agisce su di esse. Le personalità veneziane che furono protagoniste delle vicende, l'epoca in cui gli eventi accaddero, i contesti dai quali le due opere provennero, tutti questi elementi restano sullo sfondo, travolti dai processi di costruzione del significato dei quali le sculture, ciascuna a modo suo, si trovarono al centro. Nel considerare questo importa dunque poco stabilire quando e dove la Dorante fu esposto e quando e dove lo Pseudo-Vitellio fu copiato. Si tratta quasi di due reliquie, oggetto di venerazione, corpo da contendere, che non appartengono più alla propria storia di oggetti e al contesto storico-sociale che le vide tornare alla luce dopo tanti secoli. Se ora veniamo all'ultimo caso di cui vorrei parlare, la cosiddetta testa Laborde, credo risulti definitivamente chiaro che bisogna proporre una definizione del concetto di dispersione applicata alla categoria specifica dei beni culturali. Questo pezzo interessa pienamente il periodo che ci interessa, si tratta di un volto di donna, al tempo integrato da restauri, che fu venduto a Venezia da Giovanni Davide Weber al conte di Laborde e da questi donato al Museo du Louvre, dove tuttora si trova. A quanto sappiamo, il pezzo fu rinvenuto ad Atene nelle macerie provocate dall'esplosione delle cannonate dirette al Partenone da Francesco Morosini nel 1687 e portato a Venezia dal segretario di Morosini stesso, Felice Gallo. La testa fu integrata con restauri e rimase a casa sua finché per l'appunto non fu venduta. Nel 2007 al Louvre le integrazioni sono state rimosse, restituendo l'espressività del volto che senza difficoltà si inquadra nel V secolo a.C. Anche in questo caso l'indagine archeometrica non è mai stata condotta. Questo è particolarmente sorprendente non solo perché si tratta di un pezzo che proviene dagli apparati decorativi del Partenone, ma anche perché dal 1967 vi è un'ipotesi autorevole di Luigi Peschi che propone che la testa Laborde e un torso conservato al British Museum combacino e che il pezzo che si ricava dall'accostamento sia da interpretare come la dea Iris. Ecco, l'analisi isotopica toglierebbe ogni dubbio sulla congruenza dei due reperti che è già stata messa in dubbio e spero che gli sviluppi delle ricerche che vi presento possano condurle a provarlo o a smentirlo. Col senno di poi credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che la testa Laborde sarebbe stata patrimonio da salvare. E si trattò invece di un pezzo che prese la strada di Parigi senza più tornare, come gli altri, per limitarmi alle sculture del Partenone che giunsero a seguito della cosiddetta impresa di Morosini, raccolti nel volume di Antonella Sacconi, mentre altri degli emblemata pubblici della città, Leoni ora all'Arsenale, sono rimasti al loro posto, anch'essi ritrovandosi al centro di processi di costruzione di significato che ne hanno superato le vicende di oggetti d'arte.
Parlare dunque di dispersioni rispetto a un intero ideale significa adottare, trasferendola in secoli dove non aveva valore, la prospettiva del museo dello Stato-nazione come esito finale di processi caratterizzati da numerosi variabili, perdendo di vista sia la ricostruzione dei fenomeni sociali, sia di storia del gusto e anche, e paradossalmente, persino l'analisi dell'opera stessa negli aspetti di cultura materiale, quindi perdendo anche la dimensione archeologica vera e propria. Non c'è dubbio che nella sensibilità contemporanea il patrimonio recuperato, restituito, salvato sia il centro di politiche che hanno a che fare con l'identità delle persone e dei luoghi. C'è una dimensione antropologica di questo fenomeno che non ho le competenze per analizzare. Mi limito a considerare che è un tratto europeo, prima che occidentale, e si tratta forse di un'espressione otto-novecentesca che tuttora è radicata e resiste. Nella Venezia degli Asburgo non c'era stata una guerra che aveva distrutto la città, ma l'identità repubblicana si stava sgretolando in modo non troppo diverso da quanto avvenne per ironia della sorte proprio nell'impero asburgico alla fine della Prima Guerra Mondiale. Venezia mutò divenendo una città, non più una capitale, poi mito, oggi icona, ma perse attraverso dispersioni di opere d'arte antica che non furono cambiamenti, ma ripetuti traumi, quel rapporto col mare che soprattutto ne aveva delineata l'essenza, rendendola luogo privilegiato nell'accogliere disecta membra provocati da un immenso fenomeno di dispersione di opere d'arte che fu quello seguito al crollo dell'impero greco-romano d'Oriente ed Occidente. In conclusione, credo che le digital humanities e le indagini archeometriche siano davvero una strada che ci potrebbe, se applicata, condurre a ricostruire quel rapporto tra Venezia e il mare e ripresentarlo non solo restituendo il fascino che ne contraddistinse le espressioni, ma anche l'importanza che Venezia assunse nella cultura europea quale destinazione di tanti pezzi erratrici, una vera e propria culla del Rinascimento europeo delle arti. Grazie. Grazie. Funziona questo? Sì. Grazie a Miriam Pelute per la sua relazione su un tema che è un tema di lunga tradizione a Venezia, vista la storia, diciamo, della scultura classica veneziana a partire dalla caduta della Repubblica, ma che ha declinato in maniera, come dire, innovativa sul tema delle reti, che è un tema, diciamo, molto importante, su cui tra l'altro stiamo anche lavorando su un campo non completamente a dire la verità, un campo diverso, che è quello degli spolia, che in qualche maniera è complementare a quello delle collezioni. Sono sempre pezzi antichi di provenienza esterna che facevano parte dell'arredo urbano e su cui c'è un progetto PNRR. Passiamo alla prossima relazione, che è quella di Eleonora De Longis, Giuseppe Valentinelli e Viaggiare come innovazione per esperienza marciana. 2 parole sull'autrice, buongiorno. Sulla relatrice. Eleonora De Longis è ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici, dove è responsabile della biblioteca e dell'archivio. Sì. Prego. Grazie. Ok. Mi sentite? Sì? Ringrazio chiaramente le organizzatrici per aver pensato a me e per avermi dato l'opportunità di analizzare un aspetto della vita di Valentinelli dato in un certo senso per scontato. Ecco. E il viaggiare come innovazione. Mi preme, ovviamente, anche perché è stato il mio stesso approccio, considerare il viaggiare nell'epoca dell'Ottocento. L'Ottocento è un'epoca segnata da un'intensa attività di viaggi intrapresi per completare il proprio iter formativo, culturale, ma soprattutto per ragioni professionali e scientifiche. Molto più dei secoli precedenti, che
chiaramente si erano contraddistinti con il Grand Tour e con l'Italia come meta del viaggio, nell'Ottocento gli spostamenti furono accompagnati da resoconti dettagliati, lettere, diari, narrazioni, tutte quante però con il preciso intento di renderli pubblici. È questo quel contesto culturale che prenderà poi il nome del positivismo, ovvero pubblicare i risultati della ricerca non era solo un atto di condivisione del sapere, ma una manifestazione concreta della fiducia nella scienza come strumento di progresso collettivo. La diffusione delle scoperte attraverso libri, riviste scientifiche, conferenze o adunanze pubbliche era considerata essenziale per garantire che la conoscenza potesse essere verificata, replicata e utilizzata da altri studiosi, in un'ottica di avanzamento continuo e partecipato. Ovviamente questi sono tutti aspetti che noi rivediamo soprattutto in quelle che vengono così chiamate le materie dure, le materie scientifiche. In questo modo però la pubblicazione non solo legittimava i risultati ottenuti, ma contribuiva anche a creare una comunità scientifica globale che grazie alla comunicazione partecipava attivamente al progresso umano. Ho fatto questa premessa poiché specialmente nella gioventù di Valentinelli molti sono i viaggi documentati e di cui Valentinelli ci lascia traccia nel suo stesso fondo archivistico qui conservato e di cui ha fatto un'attenta analisi Giorgio Emanuele Ferrari, ovviamente. Quello che però più mi interessava a questo punto era poter studiare quei viaggi i cui risultati erano tanto importanti per Valentinelli da renderli poi dei prodotti editi, da renderle delle vere e proprie pubblicazioni che dovevano essere condivise. E questo ci dice il contesto in cui si collocano i viaggi di Valentinelli, che è strettamente legato appunto a quella cultura positivista e all'idea che la conoscenza umana dovesse essere fondata su fatti verificabili e sul metodo scientifico, sull'osservazione autoptica ed empirica della realtà che si vuole andare a descrivere. Valentinelli interpreta, vedremo, i propri viaggi non più come semplici esperienze di curiosità personale, ma come dei veri e propri viaggi strumentali, professionali, volti a catalogare e comprendere il mondo delle biblioteche in modo sistematico. In particolare l'esperienza del viaggio per Valentinelli si può articolare in due dimensioni. Il viaggio come esplorazione scientifica. Valentinelli è il primo ad autodefinirsi esploratore, proprio secondo l'approccio positivista, per esempio, di Alexander von Humboldt. Il viaggio perciò diventa un mezzo per raccogliere dati, fare osservazioni sul campo e sviluppare teorie scientifiche basate appunto sulle esperienze autoptiche ed evidenze empiriche. Di conseguenza, nelle sue relazioni Valentinelli documenta tutto ciò che osserva, contribuendo alla costruzione di un sapere scientifico relativo chiaramente al mondo biblioteconomico. Questo fa sì che il viaggio diventi, seconda dimensione, uno strumento di progresso. Quindi, oltre all'aspetto scientifico, il viaggio diventa per Valentinelli un modo per diffondere il sapere e il progresso, non solo tra gli studiosi del settore, ma anche verso un pubblico, che chiaramente noi definiremo di persone colte o interessate, ma che probabilmente sarebbe poi rappresentato l'utenza della stessa Biblioteca Marciana. Quindi le sue relazioni non si limitano al mero resoconto, ma offrono un confronto tra esperienze diverse con ricadute significative in ambito bibliotecario e biblioteconomico. Ora, chiaramente questo è un approccio ante litteram e sicuramente ante litteram per un italiano di inizio Ottocento. Faccio un'analessi, ovvero come io personalmente ho conosciuto Valentinelli
attraverso un forse più famoso Theodor Mommsen. Theodor Mommsen, antichista e premio Nobel per la letteratura per la sua Römische Geschichte, fu tra i principali promotori del cosiddetto metodo scientifico e lachmaniano applicato all'epigrafia. Dedicò gran parte, quasi tutta la sua vita, al Corpus Inscriptionum Latinarum e già dal 1844 si reca in Italia praticamente fino alla sua morte nel 1903 e in questi viaggi ovviamente si trova ad a confrontarsi con diversi studiosi italiani e a intrattenere con loro corposi carteggi. Uno fra questi è chiaramente il nostro Valentinelli. In una lettera del 30 ottobre 1856 Theodor Mommsen scrive chiedendo aiuto e professandosi come uno dei molti forestieri che hanno profittato della sua gentilezza. Prontamente Valentinelli nel 5 novembre risponde offrendo la sua disponibilità. Questa è l'originale del Valentinelli che è conservata presso il Nachlass Mommsen della Staatsbibliothek zu Berlin. Le lettere, questo carteggio dura fino al 1867 ed è documentato da 7 lettere di Theodor Mommsen qui conservate e pubblicate sia dal professor Calvelli sia dall'edizione delle lettere di Theodor Mommsen agli italiani di Marco Buenocore e da 11 lettere di Valentinelli appunto conservate a Berlino. Ora, diciamo che Valentinelli rispondesse con grande disponibilità a Mommsen lo diamo un po' per scontato. Che invece una figura come Mommsen, già molto famosa all'epoca, si rivolgesse in questi termini a Valentinelli, tra l'altro per chi abbia un po' studiato il carteggio di Mommsen, diciamo che Mommsen non è esattamente una persona prodiga di complimenti, diciamo, incarna proprio lo stereotipo, se vogliamo, dello studioso tedesco, ci fa capire che Valentinelli, specialmente nell'ambito epigrafico d'Oltralpe, era molto conosciuto ed era molto stimato. E a che cosa poteva essere per che cosa poteva essere stato riconosciuto dal Mommsen? Molto probabilmente per la prima pubblicazione a seguito di un viaggio, che è quella del Specimen Bibliographicum de Dalmazia del 1842. Frutto delle mie autunnali peregrinazioni per quei paesi, come ci dice lo stesso Valentinelli, nell'introduzione in latino parla del viaggio intrapreso appunto in Dalmazia e in Montenegro 2 anni prima. All'epoca era ancora responsabile della biblioteca del seminario arcivescovile di Padova, dove si era formato. Il fine dei suoi viaggi era quello di acquisire nuove conoscenze, attenzione, sia per se stesso, sia per coloro che frequentavano la biblioteca del seminario. E al momento di organizzare il viaggio si era premunito di raccogliere preventivamente le fonti bibliografiche della regione. Successivamente, una volta compiuto il viaggio, decide di farne un resoconto scritto, che dedicò come opella al re Federico Augusto II di Sassonia, re dal 1836. Ora, è molto probabile che proprio questa prima, non prima pubblicazione per Valentinelli, ma prima pubblicazione a seguito di un viaggio, abbia riscosso l'attenzione di Mommsen, che in quel momento si stava accingendo allo studio della regio nord-orientale delle epigrafi e quindi dell'area delle Venezie. Ma appunto Valentinelli già aveva compiuto viaggi e sarà dal 1841, quindi quando inizia la sua carriera in Marciana, a fare i viaggi più importanti. Viaggi, i territori di area e di lingua tedesca furono tra le prime mete dei viaggi di Valentinelli e le sue pubblicazioni sulle biblioteche straniere ebbero inizio con ampi resoconti pubblicati tra il 1844 e il 1845 sul Gondoliere. In particolare
si concentra su Biblioteca Nazionale di Ginevra, Stoccarda, Cantonale di Basilea e Biblioteca Civica di Zurigo. Alla Biblioteca di Ginevra dedica ben 3 puntate, soffermandosi sulle sue origini del XVI secolo e quindi nella riforma calvinista, e poi si concentra su un aspetto che per Valentinelli è cruciale di questa biblioteca, ovvero il fatto che sia la seconda biblioteca a istituire il cosiddetto deposito legale, che venne istituito nel 1539 seguendo l'esempio della Francia che lo aveva fatto 2 anni prima. Dopo aver descritto i fonti di maggior pregio, Valentinelli si sofferma sul Settecento come il momento in cui la biblioteca acquista finalmente una natura totalmente pubblica e come una serie di provvedimenti di natura amministrativa e gestionale abbiano fatto sì che si fossero ampliate notevolmente le risorse finanziarie e avevano assicurato l'incremento delle collezioni librarie. A questo punto passa alle riforme introdotte a seguito della legge del 27 gennaio 1834, tra le quali riforme c'è l'istituzione del nuovo catalogo degli stampati. Un catalogo metodico affiancato da un indice alfabetico per autori e titoli anonimi, e Valentinelli sottolinea i numerosi vantaggi di tale catalogo che ha portato sia a studiosi sia al patrimonio, perché a questo punto l'accesso alle risorse diventa estremamente facile ed è un motivo per lui di grande valorizzazione del patrimonio stesso. Antitetica quasi è la descrizione che fa della Biblioteca Civica di Zurigo, che descrive come un'istituzione che rispecchia degnamente la città stessa, definita il focolare del sapere della Svizzera, grazie alla presenza di numerose istituzioni culturali come le accademie e le tipografie. Valentinelli rileva anche una notevole vivacità culturale a Zurigo, sia anche legata al suo ruolo storico come uno dei centri della riforma protestante guidata da Zwingli. Continua ad elogiare la città, la biblioteca, fino a che non nasconde il proprio disappunto per il fatto che la biblioteca non dispone di un catalogo a stampa né di un catalogo a schede, e questo per lui risulta imperdonabile, soprattutto data la natura importante della biblioteca stessa. Dopo queste pubblicazioni, fino al 1845, dovremmo aspettare 15 anni, ovvero il 1860, quando Valentinelli andrà in Spagna, e anche qui viene in soccorso Mommsen, poiché in una lettera di Valentinelli del 28 luglio 1858 scrive a Mommsen: mi dispiace molto che tu verrai a settembre, ma io non ci sono. Anche questa è una cosa abbastanza improbabile per un italiano che rifiutasse la propria presenza quando Mommsen si annunciava, e dice tranquillamente: guarda, io sono in Spagna per almeno 4 mesi. E così è stato. Valentinelli va in Spagna e da questo suo viaggio, frutto del viaggio, furono 2 pubblicazioni. Una del 1859 sulle antichità spagnole in generale e singolarmente delle province Nuova Castiglia, Estremadura, Andalusia, Murcia, Valenza e Catalogna, derivante da un discorso pronunciato nell'Accademia delle Scienze di Vienna nell'ottobre del 59, e poi nel 1860 ne fa una vera e propria bibliografia delle biblioteche della Spagna nei Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften. Qui Giuseppe Valentinelli dedica appunto un trattato strutturato, scientifico, critico alle biblioteche spagnole, analizzandone criticamente legislazione, storia e sviluppo istituzionale, con particolare attenzione per ogni singola biblioteca ai soliti 2 aspetti: deposito legale, orari e prestiti, e chiaramente all'utilizzo e alla natura dei cataloghi adottati. E questo comincia ad essere
uno sfraghis, una nota veramente stilistica per tutti i trattati successivi. Quello praticamente subito dopo, è un trattato sulle biblioteche della Neerlandia, cioè dei Paesi Bassi. Anche qui è notevole che un italiano, adesso non siamo più a inizio Ottocento, a metà dell'Ottocento, si spinga fino a paesi considerati scandinavi, che ancora oggi possono per noi risultare di difficile accesso. E anche qui lo dice prima a Mommsen, scrivendogli una lettera del 21 novembre 1860 e dicendogli, in questo caso di ritorno si scusa Valentinelli dicendo non ho potuto trascrivere subito il codice, l'epigrafe che mi aveva chiesto Hansen, ma sono di ritorno dal mio viaggio in Olanda, dove sono stato per 3 mesi. E questo viaggio in Olanda effettivamente divenne una delle pubblicazioni più importanti, appunto, delle biblioteche e delle società scientifico-letterarie della Neerlandia, nella quale Valentinelli fa anche il punto, quindi diventa in un certo senso sempre più strutturato a livello scientifico, fa anche il punto sulla letteratura critica precedente relativa a quelle stesse biblioteche che lui prende in esame. È un viaggio di 3 mesi in cui lui fa appunto cenno nel proemio e che contiene anche quello che per me è molto importante a seguito dell'introduzione sull'idea del positivismo, un elogio della disciplina bibliografica, poiché dice: abbiansi intera l'attestazione della mia riconoscenza i molti bibliotecari e librai che mi furono larghi della loro assistenza. Fra questi ultimi porrò in prima linea Federico Müller d'Amsterdam, uomo che coi suoi lavori bibliografici ha saputo luminosamente riconfermare alla bibliografia la torto contrastatole titolo di scienza. Quindi abbiamo, per noi storici e bibliografi, un importante enunciato, forse il primo enunciato chiaramente pubblicato di Valentinelli, che autodefinisce la propria materia una scienza e non più un aspetto corollario di altre discipline. Come ho detto in precedenza, io ho preso in esame le pubblicazioni più rilevanti, però è chiaro che Valentinelli aveva già fatto dei viaggi, aveva già esaminato biblioteche in territorio italiano, ma che effettivamente a livello politico potevano essere straniere, questo sì. E in questi lavori già Valentinelli evidenziava l'importanza scientifica di conoscere la storia, l'organizzazione e il funzionamento delle biblioteche, sottolineando come i rapporti storici e i cataloghi, seppur fondamentali, risultassero spesso insufficienti o datati e che quindi non potessero garantire la vera fruizione, la vera valorizzazione dei patrimoni conservati. Tra i suoi contributi più rilevanti relativi a una biblioteca italiana, in quel momento per lui ancora straniera, è il contributo del 1865 sulla Biblioteca Universitaria di Torino, realizzato alla vigilia appunto dell'annessione del Veneto all'Italia. In questa relazione analizzava non solo il vasto patrimonio della biblioteca, ma anche la politica di servizio pubblico, con un'attenzione particolare alla consultazione e agli orari di consultazione, al prestito e, un aspetto determinante per quello che sarà poi la sua attività in Marciana, alla disposizione delle sale e alla disposizione del patrimonio espositivo. Scusate il bisticcio. Ora, a tale proposito concludo, benché, sia perché sono arrivata nei limiti di tempo sia ai limiti tematici, ma non posso non citare a questo punto la relazione della Biblioteca Marciana, edita del 1872. Perché? Perché di fatto rappresenta in un certo senso l'epitome del pensiero
biblioteconomico e soprattutto catalografico di Valentinelli, e quindi la somma di tutti i resoconti, di tutte le ricerche che aveva fatto precedentemente. Come è stato ben messo in luce dalla dottoressa Bravetti, a cui sono infinitamente debitrice per le riflessioni. Valentinelli, a proposito del catalogo sistematico allestito nella Marciana, era entrato nel cuore del dibattito biblioteconomico italiano del tempo, soprattutto sull'opportunità di allestire cataloghi sistematici. Sempre in questa relazione, si era molto concentrato sull'attenzione al servizio all'utenza e, come abbiamo detto, alla disposizione delle sale. E qui torniamo e concludiamo all'inizio della relazione. Nel positivismo abbiamo detto che la raccolta dei dati attraverso il viaggio e l'esperimento a posteriori è fondamentale per basare la conoscenza su osservazioni empiriche dirette, garantendo che quindi le teorie siano verificate e convalidate attraverso dati concreti e riproducibili e non su speculazioni. E questa è la cosa che ha fatto Valentinelli, cioè Valentinelli con il confronto con le biblioteche di altri paesi, che cosa ha fatto? Ha riproposto poi di fatto il suo esperimento è quello di aver riproposto ciò che aveva evidenziato come vincente all'interno di una gestione bibliotecaria e ha impresso un segno forte sulla gestione della Marciana, trasformandola non a caso in una delle biblioteche più avanzate e aperte del suo tempo. Questo perché, come è stato detto, la propensione all'adozione di pratiche innovative da parte di Valentinelli hanno anticipato molti principi moderni del cosiddetto library management, che oggi si fonda su una visione globale, sull'impiego di tecnologie avanzate e sulla centralità dell'utente. Grazie. Grazie a Eleonora De Longis per questa relazione su un tema che forse non è notissimo, diciamo, riguardo alla figura del Valentinelli. Certo che questa gente godeva di una libertà che noi ci sogniamo. Stava 4 mesi in Spagna, 3 mesi in Svizzera, in Olanda, si permetteva un rapporto paritario con Mommsen. Lei ha detto con un grande eufemismo che non era una persona facile. No. Mommsen poteva distruggere con 4 righe. Io mi permetto, mi fece molto, mi colpì perché questo modo ossequioso di Mommsen nei confronti di Valentinelli e la libertà che aveva Valentinelli è poco dopo, più o meno nello stesso viaggio di Mommsen, che nei suoi Tagebücher, nei suoi diari, scrive, dopo essere stato al gabinetto Viesseux, non capisco questa grande considerazione di Leopardi. Quindi, insomma, come termine di paragone. Esatto, questo per dire. Va bene. Semmai, se c'è spazio per una discussione, poi possiamo riprendere questi temi che sono molto interessanti, anche in relazione ad altre cose, anche archeologiche. Dunque, passiamo alla prossima relazione, che è di Isabella Colavizza, Cicogna, Bettio, Valentinelli per il nuovo Museo Archeologico di Venezia. Buongiorno. Anche per lei una breve presentazione. Isabella Colavizza è curatrice delle collezioni dell'8 del Novecento e dei progetti di arte contemporanea delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Grazie. Allora. Non vedo neanche bene, quindi mi tolgo questo. Grazie. Perché l'ho messo in PDF. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'ospitalità. Il mio intervento trae origine da alcune riflessioni maturate in sede di dottorato di ricerca. Sì. Progetto che aveva preso in esame la figura di Emanuele Antonio Cicogna, partendo dal suo epistolario,
figura riletta sotto la veste di erudito, collezionista, conoscitore ma anche consulente. Attività quest'ultima che egli offre alle principali istituzioni culturali veneziane e non solo, dalle consulenze per l'Accademia di Belle Arti, per l'Istituto Veneto, per l'Ateneo Veneto, a quelle tra le altre per la Fabbriceria di San Marco e per la Biblioteca Marciana. E proprio su quest'ultima collaborazione, attraverso l'incarico ricevuto dall'Istituto Marciano per il progetto di allestimento della nuova sezione del Museo Archeologico, che si riferisce oggi in questa sede, cercando ovviamente anche di recuperare il rapporto tra Cicogna e il protagonista di questo convegno, Giuseppe Valentinelli. La decisione di trasferire l'antico statuario della Serenissima, sulla cui vicenda, per ovvie ragioni di tempo, ovviamente oggi qui non mi dilungo, dicevo trasferimento dall'originaria collocazione presso l'antisala della Libreria di San Marco a appunto Palazzo Ducale, risale, come noto, agli inizi dell'Ottocento, quando a seguito delle ultime donazioni e del rientro delle opere recuperate su interessamento di Antonio Canova, si impongono diversi problemi legati alla mancanza di spazio. È del 1812 la decisione appunto di trasferire la biblioteca e l'annessa collezione di antichità dal Palazzo della Libreria a Palazzo Ducale, dove verrà distribuita principalmente tra la Sala del Maggior Consiglio e quella dello Scrutinio. Si deve all'allora bibliotecario Jacopo Morelli, con il quale Cicogna già a questa data inizia appunto a confrontarsi, il progetto delle nuove sale, oltre ovviamente all'organizzazione del trasferimento. Del progetto qui vi propongo quello che secondo me è un disegno molto, diciamo, interessante, un disegno appunto che Morelli invia ad Antonio Canova nel febbraio dello stesso anno, con una missiva in cui si richiedeva appunto a Canova, lo scultore, la realizzazione di un busto colossale di Napoleone, che però per mancanza di tempo, avrebbe dovuto farlo in pochissimi mesi, lo scultore non riesce ad inviare. Va ricordato che presso la Libreria Marciana era passato nel 1807, al suo arrivo a Venezia, il busto di Napoleone, oggi appunto esposto nel tablino delle Gallerie dell'Accademia, che Canova aveva inviato all'Accademia di Belle Arti, di cui allora non era ancora stata inaugurata la nuova sede presso il Complesso della Carità. Il trasloco della biblioteca con l'annesso futuro museo archeologico viene completato nel 1812, ma malgrado le misure adottate in tale occasione, la sistemazione non si rivelerà idonea, causa, e qui cito, l'inopportunità del luogo. Fatto questo che porterà poi Pietro Bettio, direttore della Biblioteca Marciana dal 1819-20 al 1846, all'ideazione di un nuovo progetto di ridistribuzione dei marmi, con un percorso più sistematico da estendersi agli ambienti dell'appartamento del Doge. Un disegno, quello proposto nel 1825 dall'attivo bibliotecario, che sebbene giudicato attuabile non troverà però immediato riscontro, per essere riconsiderato invece solo a 20 anni di distanza in vista dell'atteso congresso degli scienziati previsto per il 1847. In tale occasione è facile comprendere come la scelta della sede di Palazzo Ducale, considerato il luogo più rappresentativo della città per il suo valore simbolico, contribuisse a dare risalto alla stessa collezione. Un lungo periodo di attesa, dunque, durante il quale la volontà di molti intellettuali veneziani non mancherà di essere stimolata dallo studio, ma anche dall'impegno nella tutela dei beni artistici. Un patrimonio che diventa comune grazie alle donazioni e alle civiche raccolte da parte di numerosi benefattori, borghesi e nobili, e che si afferma in parallelo al collezionismo privato di antichità, attestato soprattutto in terraferma. A proposito dei lasciti, accanto agli episodi più importanti e noti, come quelli di Girolamo Ascanio Morin o di Carlo Penolazzi, numerose sono le elargizioni considerate minori, in quanto costituite spesso da singoli oggetti, tra cui spicca, qui appunto lo riporto perché ovviamente è in stretta relazione a uno dei protagonisti di oggi, tra cui spicca il caso del nostro Cicogna, che nel 1834 dona il noto frammento di sarcofago con amazzone rivenuto nell'isola appunto di Torcello.
L'avvio dei lavori della Commissione di controllo per la riorganizzazione del nuovo museo archeologico viene istituita dunque nel 1845 sotto la direzione di Bettio e con la collaborazione dello scultore accademico Luigi Zandomeneghi, dell'ingegnere Luigi Pigazzi, di Giuseppe Zanetti, disegnatore, e di Cicogna, socio straordinario dell'Accademia di Belle Arti in veste di erudito archeologo. E qui vedete, appunto dietro di me, appunto l'elenco dei componenti della commissione, che ritroveremo appunto fino al 1848. A fornirci una prima testimonianza della partecipazione di quest'ultimo, appunto di Cicogna, al progetto è la minuta di una relazione che egli redige nell'ottobre del 1845 per l'assunzione di tale Giuseppe Zanetti quale addetto disegnatore per i lavori di cui è incaricata la commissione deputata all'ordinamento del museo archeologico. A quest'ultimo, infatti, come si apprende dalla documentazione successiva riferita negli atti della direzione della Biblioteca Marciana, vengono commissionati i disegni delle varie sale, ma anche dei sistemi espositivi proposti per il nuovo museo, disegni tuttavia non rintracciati all'interno del fondo, sulla base appunto delle direttive dei sopracitati responsabili. Qui si prevede, ad esempio, nel caso dei supporti, l'uso di legno colorato per i piedistalli delle statue, così come per le iscrizioni. Così l'impiego di mensole rigorosamente, qui cito, dello stesso colore delle pareti. Nella medesima occasione si richiede anche il collocamento degli scaffali di legno di noce provenienti dal legato Contarini. E qui appunto vi propongo proprio gli appunti dello stesso Bettio riguardanti proprio il collocamento delle statue e dei relativi basamenti. Per la sistemazione delle raccolte, che certo deve tenere conto del sito preesistente, come richiamato più spesso da Bettio, vengono definiti, siamo appunto nel dicembre del 1845, gli oggetti, e qui cito, da porsi nell'ambito principale dell'ingresso, dove soprattutto ebbesi riguardo di collocare le statue più grandi, in un'altra stanza la collocazione dei bassi rilievi e delle epigrafi greche e romane, fine citazione. Ma oltre alle note e alle relazioni appunto progettuali che si ritrovano, appunto dicevo, all'interno di questo fondo, tra la documentazione presente vi sono anche riferimenti ai problemi e ai ritardi della stessa commissione. E qui mi piace appunto riportare un problema appunto riscontrato appunto dallo stesso appunto Cicogna. È curioso leggere infatti che proprio per indisposizione dell'erudito, che in effetti soffriva, ve lo posso assicurare, di reumatismi, povero, il gruppo non aveva potuto riunirsi appunto nel novembre appunto del 45, quindi era stato rimandato al sopralluogo. Oltre a gettare luce sugli sviluppi del progetto e dei lavori della Commissione, i documenti d'archivio illuminano anche sulle scelte espositive della Commissione, scelte guidate da criteri tipologici che individuano le opere per grandi classi di appartenenza, ovvero statuaria e lapidi in primo piano. A questa prima fase di progettazione infatti si deve la collocazione di sculture, bassorilievi e iscrizioni. Da qui particolare attenzione viene poi riservata alla provenienza dei pezzi, secondo un criterio più precisamente topografico, come accade ad esempio per le lapidi, per cui lo stesso Cicogna ha sollecitare che appunto le lapidi greche siano separate da quelle latine, o ancora sulla base di un più moderno concetto di rispetto filologico, l'assoluta necessità di unire eventuali frammenti divisi di uno stesso esemplare. Informazioni significative dunque che ci illuminano anche sulle problematiche e sulle riflessioni che oggi chiameremo appunto museografiche, avanzate dalla stessa Commissione. Così, e qui appunto lo vedete, nel settembre del 1846 appunto Cicogna segnalava alla Commissione, quindi proprio la necessità appunto di non separare, cioè di separare appunto le lapidi greche da quelle romane, di unire parti appunto della stessa opera, dello stesso bene. Ad esempio in riferimento al cassone numero 340 si era stabilito di segare tenendo il solo prospetto, poi si è invece ritenuto di conservarlo tal quale con tutti i suoi lati e porlo alla parete in modo che non sia di troppo peso al suolo
frutto innanzi un esame sulla solidità del suolo stesso, ecco, per farci capire anche quelle che erano le riflessioni della Commissione. Ancora, continuo la citazione, nelle facciate a sinistra entrando 2 bassorilievi si era considerato come staccati, ma visto poi che essi formano un solo oggetto bisogna unirli. 3.3 si è veduta inoltre la necessità di sottoporre ad ogni pezzo, sia di iscrizioni, di bassorilievi, di statue e di busti, un numero progressivo corrispondente a quello del catalogo manoscritto e quindi si pensava di farli eseguire in ottone o bronzo dorato. Fine citazione. Tra gli argomenti più a cuore a Cicogna si segnala dunque anche la questione del catalogo, che a detta dell'erudito, lo si ritrova appunto nei documenti successivi, richiedeva una precisa e verificata corrispondenza tra il numero inventariale apposto sull'opera, sul bene, e che vedremo poi riguarderà anche il problema delle didascalie, e il registro catalogo del patrimonio della collezione archeologica. Questione sulla quale Cicogna si troverà a confrontarsi con Giuseppe Valentinelli, eccoci, chiamato alla direzione appunto della biblioteca dopo la morte di Bettio. Un anno dopo Cicogna viene interpellato, quindi siamo nel 1847, per redigere una proposta di sistemazione del materiale museale rimanente allo scopo di determinare quali oggetti devono essere riposti e come ordinati nella stanza degli Scarlatti e nelle 2 delle Signoria, di cui qui vedete appunto la minuta redatta da Cicogna. Puntuale è la relazione di sopralluogo, qui vi riporto il testo, compilata appunto dall'erudito, febbraio appunto 47, che presenta il nuovo allestimento delle 3 sale, organizzate secondo pochi ma efficaci sistemi espositivi. Quindi uno scaglione di legno destinato ai marmi non ancora collocati, da distinguere, e qui cito, secondo grandezza e secondo il lume. Oppure mensole a muro e plinti per i vari busti da sistemare a parete, teche di vetro e legno per medaglie antiche e moderne, e per gli oggetti piccoli di bronzo di antichità, con altrettante cassellette, in modo da garantire sempre la massima visibilità. Questo è un altro punto su cui ritorna la Commissione. Dunque alla fase di individuazione delle opere da esibire in spazi idonei alla conservazione segue la valutazione dei criteri di catalogazione e disposizione, con più dettagliate osservazioni anche sui materiali. Attenzione che trova conferma nel verbale redatto 3 mesi di distanza, siamo al 9 maggio del 1847, e relativo ai lavori finali, che dovevano essere appunto completati, prima dell'inaugurazione dell'atteso congresso degli scienziati. Tra le segnalazioni qui registrate, la Commissione individua la necessità di creare, e qui cito, un altro scaglione, un secondo, alquanto più basso, e per la moltitudine dei pezzi, e per essere taluni come le figure coricate, i torsi, i frammenti, che vogliono essere dominati dalla vista superiormente. Quindi qui è proprio una riflessione che fa appunto la Commissione in merito alla visibilità dei pezzi che dovevano essere collocati appunto per terra, quindi su un piano inferiore rispetto a quello all'altezza appunto del visitatore. Ancora sulla decorazione e sulla scelta del colore delle pareti, che viene richiesto di tono freddo per accordarsi con i soffitti. Infine, e qui riprendo il testo, che le lettere delle iscrizioni, affinché possano essere lette, siano tinte di minio, come usavano gli antichi, e come si vede praticato in tutti i beni regolati musei, avute però le debite cautele per determinarne le forme. A un mese di distanza Valentinelli scrive al governo, quindi siamo nel giugno del 47, affinché si valuti l'opportunità di sistemare delle gradinate di legno provvisorie per accogliere i partecipanti al convegno, così da non arrecare danno alle collezioni che già erano state esposte. Il congresso degli scienziati si tenne appunto come previsto nel settembre dello stesso anno a Palazzo Ducale, in parte dunque ospitato nel nuovo museo. La consulenza prestata da Cicogna, allineandosi alle esperienze di altri intellettuali ed eruditi locali impegnati nella sistemazione delle prime raccolte antiquarie o archeologiche, merita dunque di essere considerata anche per lo spirito pratico e organizzativo dimostrato dallo studioso e da tutto il gruppo tecnico.
Un approccio concreto, oltre a quello conoscitivo dunque, che si esplica non solo nella fase di catalogazione e sistemazione del materiale, ma anche e soprattutto nella valorizzazione dell'opera, attraverso un più ragionato progetto espositivo. Esperienze analoghe, e qui mi vengono in mente i nomi di Giovanni De Lazzara a Padova, Saverio della Rosa a Verona, che testimoniano l'adesione a un rigore metodologico di classificazione che, valicato l'individualismo del raccoglitore, viene ad assumere una chiara valenza didattica, anche in termini di fruizione da parte di un pubblico sempre più vasto. In tale direzione infatti si muovono anche gli ultimi interventi dell'erudito, sollecitato dalla direzione a trovare un'idonea collocazione per le nuove acquisizioni, e gli si impegna a rivedere il nuovo percorso con alcune modifiche, rese possibili grazie, appunto come viene chiamato, all'imprenditore dei lavori in marmo Vincenzo Fadiga. Degna di nota infatti è la questione pratica sollevata in una lettera a firma di Valentinelli e Cicogna e inviata alla luogotenenza veneta, siamo nel marzo del 53, riguardante la necessità di dotare le singole opere di cartellini. Questi dovevano essere eseguiti, secondo appunto i due redattori, in maniera durevole, quindi non in carta, come sottolinea Cicogna, e facilmente individuabile attraverso una numerazione progressiva, finalizzata alla stampa di un catalogo ben fatto. In tale proposta, la struttura appunto museale non è pensata per essere un luogo appunto di conservazione, bensì si rivolge all'esterno in termini anche di fruizione, come dimostra appunto l'attenzione per un catalogo, come specifica appunto lo stesso Cicogna, da predisporre con tale fondata e piena conoscenza delle antichità greche e romane, da poter essere tranquillamente stampato a comodo e a guisa degli amanti singolarmente forestieri. Di cui appunto poi sarà considerata, questo lo si ritrova anche appunto nei documenti successivi, nelle carte successive, sarà considerata proprio anche la comodità dello stesso strumento, dell'oggetto catalogo, quindi anche questo è un altro aspetto da considerare. Così anche a Venezia, grazie alla collaborazione con diversi intellettuali specialisti appunto del settore, tra cui lo stesso Cicogna, si giunge alla stesura del catalogo del Museo Archeologico, appunto pubblicato come noto dal direttore Valentinelli, con il titolo definitivo di Marmi scolpiti del Museo Archeologico della Marciana di Venezia 1866, dove ovviamente Valentinelli ringrazierà anche tutti gli eruditi, gli studiosi che lo avevano appunto sostenuto anche nella fase di ricerca e di redazione. E con questa pubblicazione si chiude quindi un episodio importante della storia della museografia veneziana, segno tangibile di un rapporto sempre più stretto tra intellettuali, studiosi, tecnici del settore, funzionari, nell'elaborazione appunto teorica e anche nell'attività appunto istituzionale. Un rapporto, mi piace ricordarlo, che come emerge dalla corrispondenza privata, che è uno strumento importantissimo per studiare l'Ottocento, è segnato da stima e da confronti quotidiani. Lo dimostra la stessa amicizia tra Cicogna e il protagonista di oggi, Giuseppe Valentinelli, amicizia che si alimenta anche di interessi condivisi e dei cosiddetti favori intellettuali, ma anche di momenti di ritrovo e di scambio e, perché no, anche di pranzi condivisi. E con questa immagine tratta un po' più godereccia e tratta dalla quotidianità di un'attiva Venezia appunto di metà Ottocento, che chiudo il mio intervento. Grazie a tutti. Grazie a Isabella Colavizza. La storia dello statuario riserva sempre delle sorprese. È uscito, cosa sarà, 30 anni fa, no, forse nel 1997, la mostra organizzata da Irene Favaretto e Maria Luisa Lavagnan sulla storia dello statuario fino alla caduta della Repubblica. 97 direi. 95, grazie. Mi credo. E questo è un significativo apporto a quella che è una storia che poi si è sviluppata fino
fino ai giorni nostri. Noto la stessa preoccupazione per la catalogazione che abbiamo visto anche nella relazione precedente. Dunque, l'ultimo intervento della mattinata, Valeria Finocchi, la collezione dei dipinti dei Grimani di Santa Maria Formosa nella prima metà del XIX secolo, dalla musealizzazione alla dispersione. Valeria Finocchi, già direttrice del Museo di Palazzo Grimani e funzionaria storica dell'arte presso la Direzione regionale dei Musei Nazionali del Veneto. Le lascio la parola. Grazie. Buongiorno. Prima di iniziare vorrei ringraziare moltissimo le organizzatrici. Io sono nel comitato organizzatore, ma il coinvolgimento in questo convegno è venuto da Arianna e Miriam ed è stata un'occasione per me molto importante, anche perché mi dà l'occasione di presentare, parlare di questioni che frequento da un po' di tempo ma che non erano mai ancora uscite, quindi sono molto contenta di essere qua e permettetemi di ricordare anche personalmente la collega Marcella De Paoli, alla quale ovviamente il Museo di Palazzo Grimani è legato moltissimo per tutto il lavoro che Marcella ha fatto, sia per quanto riguarda gli studi ma anche poi il lavoro concreto di pratica museale negli ultimi anni, quindi mi faceva piacere ricordarla anche personalmente. Dunque, il mio intervento è un intervento, diciamo, complementare a quelli che sono stati fatti fino ad ora e anche quelli futuri, perché non parlerò di scultura né di antichità, ma di dipinti. La collezione Grimani, cioè le opere d'arte che si trovavano a Palazzo Grimani nell'Ottocento sono state studiate in termini storico-collezionistici e di dispersione proprio da Marcella De Paoli e da Irene Favaretto, per cui rimando ai loro contributi per quanto riguarda la scultura. Io, da quando sono diventata funzionaria del Ministero e quindi assegnata al Museo del Palazzo Grimani, ho tentato di di ricostruire le vicende che invece riguardano la collezione di dipinti o quantomeno le opere moderne che si trovavano all'interno di Palazzo Grimani, un lavoro difficile perché ci sono pochissimi documenti e quindi è un lavoro che è tuttora in corso, quindi quello che presento è un po' una tappa di un percorso di ricerca che non è assolutamente concluso. Brevemente, giusto per contestualizzare, per chi magari non conosce in maniera dettagliata le vicende della famiglia Grimani tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, il penultimo Grimani di Santa Maria Formosa, Giovanni Carlo Grimani, sposa nel 1791 Virginia Chigi Albani, quindi una principessa romana, figlia di Sigismondo Chigi. Giovanni Carlo Grimani è una figura molto importante per la famiglia, per la storia di Palazzo Grimani, della collezione Grimani, ma in generale per la storia del collezionismo veneziano di antichità, appunto tra fine 7 e inizio 8, nella seconda metà, diciamo, del Settecento, perché è l'artefice di quella che chiamiamo la seconda collezione Grimani, cioè di una collezione di antichità che viene raccolta, collezionata con pezzi che vengono anche acquistati anche da collezioni poi dismesse dal patriziato veneziano e che vanno a ricollocarsi nella tribuna che dalla fine del Cinquecento si era svuotata della collezione di Giovanni Grimani, che era come sappiamo confluita nello statuario e poi nel Museo Archeologico Nazionale e che era stata utilizzata, la tribuna, con diverse destinazioni d'uso ma non più riallestita. Era diventata fondamentalmente la biblioteca del palazzo, la libreria del palazzo. E Giovanni Carlo, appassionato di antichità, quindi ricostituisce una collezione di antichità, riallestisce la tribuna e non solo, quindi inaugura, diciamo, una nuova stagione per Palazzo Grimani e per la famiglia Grimani, se non che, come potete leggere, purtroppo muore non giovanissimo, perché si sposa con Virginia Chigi, che era già
abbastanza grande, ma muore subito dopo il matrimonio e quando il figlio Michele aveva pochi mesi. Quindi è Virginia Chigi che prende in mano le redini della famiglia e è tutrice del figlio fino alla sua maggiore età, ed è lei a condurre e a governare questa fase, portando in questa fase determinate istanze che le vengono probabilmente anche dalla sua formazione romana e con un padre, insomma, che veniva chiamato il patrono delle arti e quindi, che sicuramente aveva inciso nelle sue capacità di apprezzamento dell'arte dell'antichità e anche in un certo senso delle modalità con le quali mostrare queste collezioni. Su questo aspetto non mi dilungo perché è stato oggetto di un seminario che abbiamo realizzato lo scorso anno con il Centro Tedesco di Studi Veneziani, del quale sono in preparazione gli atti e quindi rimando insomma a questo contributo. Era tanto per farvi capire come all'inizio dell'Ottocento, nonostante la famiglia Grimani di Santa Maria Formosa non avesse un capofamiglia vero e proprio, comunque il palazzo diventa anche meta di visita da parte di visitatori stranieri e quindi grazie a tutta una serie di fonti che sono poi fonti note a stampa e in parte manoscritte che in un qualche modo rientrano nell'ambito della letteratura di viaggio, noi possiamo sapere con una certezza abbastanza importante qual era l'assetto del palazzo sia dal punto di vista delle collezioni di antichità che delle collezioni di opere moderne appunto all'inizio dell'Ottocento. Queste sono le fonti principali, quelle più descrittive, quelle più ricche di informazioni che come vedete si concentrano in particolare nei primi 3 decenni dell'Ottocento. In particolare è interessante in questa fase, ecco qui vi ho riportato in uno schema quelle che erano le principali opere d'arte presenti, quelle citate da queste fonti all'interno di Palazzo Grimani. La collezione di antichità, come dicevo prima, era stata ricostituita da Giovanni Carlo Grimani e anche Virginia Chigi poi dà un contributo fondamentale a questo, anche dopo la morte del marito. Alcune opere della collezione di Giovanni Grimani, della collezione cinquecentesca, erano comunque rimaste, tra cui il noto Agrippa Grimani, che rimane, non si muove insieme alla collezione alla fine del Cinquecento e rimane a Palazzo Grimani, nel cortile di Palazzo Grimani, fino alla seconda metà dell'Ottocento. La collezione di opere moderne non aveva almeno l'impressione che non avesse una progettualità analoga a quella della collezione di antichità. Si trattava prevalentemente di opere di devozione privata, quindi Madonne col Bambino, santi, la testa del Redentore, una pala d'altare nella cappella con un Cristo coronato di spine, un ecce homo, viene descritto in vari modi nelle varie fonti. C'erano dei pezzi importanti, almeno importanti sicuramente per la famiglia, perché vengono citati spessissimo, tra cui un Cupido, un Amorino di Guido Reni, sempre che fosse tale, o i ritratti di famiglia dei più valenti pittori veneziani, quindi Tiziano, Tintoretto, Veronese e Jacopo Bassano. Nel titolo del mio intervento io parlo di musealizzazione, è un termine ovviamente forte, nel senso che comunque non si trattava di un vero e proprio museo, anche se il termine museo veniva utilizzato anche per contesti non prettamente museali, anche a Venezia, ad esempio per le sedi degli antiquari veneziani, perché c'è il tentativo in questa fase, a mio avviso, di proporre il palazzo come un luogo di visita non tanto concepito ma in un qualche modo ripensato in questo senso e questo perché lo pensiamo anche perché
crediamo che questo piccolo libretto, che è notissimo a chi si è occupato della collezione Grimani, che è Pitture e sculture nel Palazzo di Casa Grimani, che viene pubblicato probabilmente alla fine del Settecento e forse ristampato all'inizio dell'Ottocento, questo libretto, che è una vera e propria piccola guida del palazzo, e lo è proprio perché utilizza delle espressioni finalizzate alla visita. Questa pubblicazione è probabilmente stata commissionata dagli stessi Grimani e sappiamo che veniva utilizzata perché, come vedete, Scott nel 1821, che è un viaggiatore, insomma, che pubblica poi un diario di viaggio, intanto dice che The Palace Grimani is well worth the notice of stranger, cioè è una cosa che gli stranieri non potevano perdere, e sappiamo che aveva utilizzato proprio questo libretto perché utilizza la stessa numerazione delle sale di pitture e sculture. Questo è la situazione nei primi decenni dell'Ottocento, permane anche dopo la morte di Giovanni Carlo Grimani, quindi è, io credo, veramente legata alla figura di Virginia Chigi, che porta in questa famiglia una prospettiva museologica, uso un termine un po' eretico, però a tutti gli effetti è così, e prova a dare un senso a questo luogo dopo la fine della Repubblica, diverso da quello che poteva avere ovviamente prima. Questa situazione rimane costante fino più o meno alla metà degli anni 20 dell'Ottocento, quindi c'è una resistenza dei Grimani di Santa Maria Formosa rispetto ad altre famiglie, rispetto alla dispersione. Quindi mentre ad esempio per i Grimani dell'Albero d'Oro, per i Grimani di San Polo, già nel 1812 viene fatta questa asta molto importante di tutti i dipinti che si trovavano nel palazzo, o per i Rezzonico, cioè ci sono vicende di famiglie patrizie veneziane la dispersione delle cui raccolte inizia molto prima. I Grimani di Santa Maria Formosa resistono appunto, credo, insomma, di poter identificare come momento un po' di svolta da questo punto di vista appunto la metà degli anni 20 dell'Ottocento, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto, sempre in riferimento alle fonti, in questa slide che è uguale alla precedente, ma vedete che ho annerito Selvatico, Fontana e l'inventario del 1865, cioè l'inventario che viene redatto dopo la morte di Michele Grimani, cioè del figlio di Giovanni Carlo Grimani e Virginia Chigi, perché sono le fonti che cominciano a non descrivere più opere all'interno del palazzo o a descriverle come presenti nel passato. E anche per un riscontro in un piccolo, purtroppo molto piccolo, fascicolo che ho rinvenuto in Biblioteca Vaticana relativo a un rapporto epistolare tra Virginia Chigi e il fratello, nel quale lei nel 1826 insiste moltissimo per riscuotere soldi dal fratello, per regolare dei conti con il fratello, e dal quale emerge quindi l'inizio di una probabilmente difficoltà economica della famiglia, una difficoltà economica dalla quale Michele, che nel frattempo è diventato maggiorenne, probabilmente decide di uscire, cominciando a vendere le collezioni. Come le vende? Le vende, e questo analogamente in parte alle collezioni di antichità, la cui vendita è stata ricostruita proprio da Marcella e dalla professoressa Favaretto, le vende attraverso dei mercanti o anche con una vendita diretta, quindi con una modalità un po' ibrida. Il mercante che probabilmente prende in carico le opere moderne è Consiglio Richetti, ma sappiamo dalle vicende relative a questo dipinto, che è stato esposto recentemente in una mostra proprio a Palazzo Grimani, purtroppo è tornato a casa dopo 200 anni a Palazzo Grimani, ma adesso è ritornato in Inghilterra. È un ritratto di Giovanni Grimani di Jacopo Tintoretto, che è stato acquistato nel 1828 a Palazzo Grimani da George Vivian, da un signorotto inglese, da un nobile inglese, da un nobiluomo inglese, che appunto scrive nei suoi diari che lui è venuto a Palazzo Grimani
con un intermediario, un mercante, e che gli ha detto, gave me to understand that I might propose for the purchase of a picture, cioè che potevo direttamente proporre a Michele, ovviamente, l'acquisto di opere all'interno del palazzo. Faccio una piccola parentesi perché tra i vari percorsi di ricerca ho provato anche a capire se era possibile rinvenire della documentazione relativa all'esportazione delle opere della collezione Grimani, delle opere moderne della collezione Grimani in archivio all'Accademia di Belle Arti, dove ho rinvenuto recentemente una serie di documenti relativi a una Galleria Grimani, dalla quale la presidenza dell'Imperiale Regio Governo, a un certo punto nel 1831 la presidenza dell'Imperiale Regio Governo scrive all'Accademia chiedendo conto di una vendita di una licenza di esportazione data a opere di una di una Galleria Grimani che dal punto di vista della presidenza non dovevano essere esportate in Russia con un cavaliere Peroschi, tale cavaliere Peroschi. La commissione risponde dicendo che queste opere erano incluse in una richiesta avanzata da Michelangelo Barbini, che è un altro mercante piuttosto attivo a Venezia nella prima metà dell'Ottocento, del quale poi ho rinvenuto l'elenco, insomma, di questa richiesta del maggio 1831, dove ci sono un paio di pezzi che potrebbero essere opere della collezione Grimani. Abbiamo già verificato insieme a Massimo Falivilla e Ruggero Rugolo che non si tratta dei Grimani di San Polo, perché non c'è corrispondenza, e quindi è un documento che per ora abbiamo escluso. In quel senso possiamo pensare che possa riferirsi ai Grimani di Santa Maria Formosa, ma non possiamo ancora esserne sicuri con certezza, per cui io lo presento perché l'ho trovato, ma va ancora un pochino indagato. Che cosa ovviamente esce? Escono dipinti, quindi dipinti diciamo di collezione, ma come il ritratto di cui vi ho parlato prima nel 1828, ma escono anche, cioè partono dal palazzo anche i dipinti che stavano nelle decorazioni, quindi nei soffitti, tra cui la Psiche di Francesco Salviati / la copia antica della Psiche di Francesco Salviati, che era stata realizzata perché le tavole che si trovavano nella sala di Psiche erano troppo pesanti per il solaio e quindi vengono realizzate delle copie in tela, quindi non sappiamo esattamente, è molto incerto, diciamo, se quelle che vengono vendute sono le copie in tela o le tavole, probabilmente entrambe, che vengono appunto vendute, passano per Consiglio Richetti, oppure la tela con la disputa tra Minerva e Nettuno per il dominio dell'Attica, che si trovava nel soffitto dell'antitribuna, che viene, anche questa passa per Consiglio Richetti, poi passa per il mercante milanese Antonio Grandi e alla fine viene acquistata da Edouard André e oggi si trova al Musée Jacques Marandré di Parigi. Queste sono tutte vicende che sono state chiarite e ricostruite. Questa è la situazione invece del palazzo alla metà dell'Ottocento, cioè tutto quello che c'era prima probabilmente non c'è più, rimangono poche cose. Cosa rimane? Rimane qualche dipinto, qui vedete, vi ho messo il frontespizio dell'inventario del 1865, prevalentemente dipinti di devozione privata, Madonne col bambino fondamentalmente, ma poche, 5-6 pezzi, e rimangono alcune opere, alcune sculture, su cui faccio una parentesi. Le sculture soprattutto rimane allestita la Sala del Doge. Questa immagine, un'immagine nota, appartiene a questo album che si trova nella biblioteca della National Gallery di Washington, con tutta una serie di fotografie che Marcella aveva contribuito a collocare proprio negli anni 80 dell'Ottocento, che probabilmente gli eredi Querini di Michele Grimani fanno realizzare per vendere gli ultimi pezzi rimasti nel palazzo e poi disfarsi in seguito anche del palazzo. Io credo che Michele avesse volutamente mantenuto allestita la Sala del Doge un po' come una sorta di luogo sacro per la famiglia, non l'avesse quella quantomeno voluta
disallestire. Gli ultimi pezzi che rimangono a Palazzo Grimani sono questi ritratti a figura intera che stavano nelle cornici del Portego e che rimangono qui fino agli anni 60 del Novecento, quando l'antiquario Minerbi, che nel frattempo compra il palazzo, li vende, anzi i suoi eredi li vendono in un'enorme asta nel 1969, dopo la quale il palazzo viene acquistato da Olivetti e poi da Olivetti dallo Stato italiano e comincia la sua storia di museo. Mi concentro un attimo su un'opera ed è la proposta che faccio qui, insomma oggi un po' inedita, e riguarda un ottagono su tela che è noto, è pubblicato, attribuito dalle fonti antiche, cioè anche quelle ottocentesche, a Giorgione, in realtà un'attribuzione impossibile anche proprio per ragioni cronologiche, e che Fiocco poi attribuisce forse a Giovanni da Udine e che quindi potrebbe appartenere alla fase di decorazione del palazzo tra gli anni 30 e gli anni 40 del Cinquecento. È un ottagono con questi putti che si arrampicano su una pergola e che appunto sappiamo dalle fonti che venne acquistato da tale William Banks, sempre un nobilomo inglese che si trovava a Venezia perché in esilio, perché accusato di omosessualità e quindi non poteva rimanere in Inghilterra, altrimenti sarebbe stato imprigionato, che però a Venezia comincia ad acquistare opere per la sua casa, che si chiama Kingston Lacy, nel Dorset, nel Regno Unito, e opere non solo per una collezione, ma proprio per riallestire la casa, cioè che colloca poi nei soffitti, nelle volte, William scrive, cioè si relaziona con il fratello George che sta in Inghilterra, e quindi poi lui spedisce queste opere e George si occupa di allestirle, diciamo, nella casa a Kingston Lacy. Peraltro, grazie a William Banks abbiamo una descrizione del palazzo nel 1849, quando lui lo visita, probabilmente lo visita anche prima, dal quale sappiamo insomma che già nel 1849 erano rimaste poche cose di quelle descritte nelle fonti precedenti. In una lettera al fratello, quindi William Banks descrive l'acquisto di questo dipinto, probabilmente grazie sempre a Consiglio Richetti, che però compra forse ancora nella casa, cioè quando era ancora a Palazzo Grimani. Compra l'ottagono e compra un'altra serie di pezzi che fa restaurare e poi spedisce in Inghilterra, e in Inghilterra a Kingston Lacy vengono collocati l'ottagono sulla volta di uno scalone monumentale all'interno dell'edificio. Lui è molto contento di questo acquisto, scrive al fratello e vari altri parenti di quanto è meraviglioso questo ottagono, di quanto che lui attribuisce a Giorgione, ma forse Giovanni da Udine, anche lui è abbastanza incerto, e io credo che questo ottagono, come dicevo, è noto, ma nessuno ha mai avanzato un'ipotesi rispetto alla collocazione a Palazzo Grimani. Va detto che di questo ottagono le fonti di cui vi ho parlato prima non parlano mai, e questo è un problema, o meglio, è una questione. Perché non ne parlano mai? Probabilmente perché la Sala del Camino, che è la sala dove secondo me questo soffitto, questo ottagono era collocato ovviamente a soffitto, non era aperta al pubblico, non era visitabile, e quindi non rimane insomma traccia nelle fonti, nella letteratura di viaggio. E la proposta insomma che io faccio è motivata dalla presenza nella Sala del Camino di questo pavimento a pastellone che è originale, nel quale come vedete che è decorato a riquadri, e questi riquadri sappiamo dovevano corrispondere alla forma del soffitto. Quindi abbiamo anche fatto, c'è stato uno scambio con Kingston Lacy, abbiamo verificato le misure, dovrebbero corrispondere abbastanza, non è stato semplice perché loro utilizzano altre unità di misura, ma dovrebbero corrispondere, e questa cosa sarebbe ulteriormente verificata dalla presenza sempre a Kingston Lacy di questi altri pezzi che William Banks acquista e che fa restaurare dal pittore Francesco Vason, di cui abbiamo la ricevuta proprio per i restauri, che sono dei
dei triangoli fondamentalmente e degli altri inserti con questa forma AX, che vengono ricollocati in un'altra stanza, quindi divisi. Lui dice nelle sue lettere che sono tutti provenienti dallo stesso soffitto, ma poi li divide in 2 diversi ambienti nella sua casa a Kingston Lacy, e come vedete i triangoli sono collocati in questi angoli di questo soffitto, ma nei quali sono quasi messi apposta, forzati, dove lo spazio non corrisponde alla forma effettiva di questi dipinti. In queste lettere, peraltro, sia lui che Francesco Vason dicono che erano questi 4 scomparti erano molto rovinati, e quindi l'ipotesi, io purtroppo non li ho ancora visti dal vivo, ma insomma spero di riuscirci prima o poi, l'ipotesi è che fossero provenienti sempre dal soffitto della Sala del Camino, ma che fossero talmente rovinati da essere sostanzialmente ridipinti quasi completamente da Francesco Vason. E questa è un po' la verifica. Nel pavimento, scusate, della Sala del Camino ci sono anche dei triangoli ad angolo retto, e che quindi potrebbero essere i corrispondenti appunto di questi scomparti che stavano sul soffitto. Io credo che invece questi scomparti a forma di X siano stati realizzati ex novo da Francesco Vason. Un po' anche a uno sguardo veloce si vede una differenza tra le due tipologie. Questo diciamo comporta 2 conseguenze di ricerca per quanto poi riguarda Palazzo Grimani. Una che non ha a che fare con le dispersioni ottocentesche, ma con la rilettura del sistema decorativo del palazzo, per cui l'idea che ci fosse un ottagono a soffitto anche nella Sala del Camino, che è quella che voi vedete a sinistra, permette di ripensare il rapporto fra le sale, e quindi ha un rapporto più stretto fra la Sala del Camino e quella di Psiche, che sono a destra e a sinistra, domani le vedrete, del Portego, mentre la Sala di Psiche è sempre stata, diciamo, letta in relazione ai camerini mitologici di Apollo e di Callisto. Invece probabilmente dialogava più quella che noi chiamiamo la Sala del Camino, che non con i camerini, proprio per una corrispondenza tipologica e anche formale in un qualche modo, e poi perché io credo che una delle prospettive di ricerca è proprio quella di indagare queste collezioni che ci sono nel Regno Unito, in queste magioni purtroppo molto spesso inaccessibili, dove probabilmente le altre opere o qualcuna delle altre opere della collezione Grimani sono arrivate e ancora forse sono ospitate. Grazie. Quanto ho parlato? Bene, grazie. Trovo assolutamente plausibile l'ipotesi che riguarda l'ottagono. Trovo anche significativamente che la giornata di oggi è stata inaugurata e si conclude con 2 temi che sono in realtà collegati, che sono quelli della dispersione delle sculture, cioè dell'antichità e dei dipinti. Ci sono molti punti di contatto sui meccanismi sociali, diciamo, sui protagonisti, anche sui beneficiati di questo fenomeno, che è un fenomeno importante, insomma, su cui soprattutto Irene Favaretto e anche Marcelli hanno scritto cose importanti. Io a questo punto chiedo alle organizzatrici se c'è uno spazio per una piccola discussione. Il pomeriggio si riprende alle 2, per cui non c'è moltissimo tempo. Io mi scuso, ma ho dovuto spostare al pomeriggio degli impegni che ho di mattina, per cui non ci sono. Conto invece di venire domani, e chiedo invece se dedicare un poco tempo, quello che decidete voi, a una piccola discussione, delle curiosità, delle domande da parte del pubblico. Forse procederei non in ordine di apparizione, cioè non chiedere domande per uno o per l'altro, ma visto che sono degli argomenti interconnessi, in generale, se c'è qualcuno che ha una curiosità riguardo a quello che abbiamo sentito questa mattina. Apro io? Rompo il ghiaccio.
Va bene, iniziamo per ordine. Dunque, Miriam Pilutti, hai fatto 3 esempi molto diversi, diciamo, sia nella storia, sia negli effetti, nei rapporti con il concetto di dispersione. Giustamente all'interno della dispersione rientrano dei fenomeni molto diversi che toccano aspetti storici. Si sente male? No, prego. Che toccano, ho perso il filo, sì, aspetti storici, documenti d'archivio, indagini in altri musei, negli archivi di altri musei e altre istituzioni, per cui insomma una costellazione molto, molto varia di documentazioni. Come la vedi diciamo, una creazione di sistemi che possano meglio? Ti ripeto o stai seguendo? No, stavo seguendo. Come vedi una creazione di un sistema, diciamo, tu hai fatto accenno alle digital humanities che ormai insomma sono dappertutto. Come coordinare o immaginare un progetto che possa, come dire, render conto di tutte queste varie realtà del fenomeno? Infatti questo il tema è importante, è chiaro che chiede una riflessione apposita, bisognerebbe fare dei tentativi, però oggi ci sono strumenti anche molto raffinati a disposizione di chi volesse provare a rappresentare sia le relazioni tra gli oggetti e i luoghi, sia tra i documenti in riferimento agli oggetti ma anche ai luoghi, perché per rappresentare questo di fatto continuo movimento senza creare degli strumenti che poi sono inutilizzabili perché troppo complessi, c'è bisogno a partire dai database che di fatto poi, se anche ci sono, non sono interoperabili, quindi diventano strumenti obsoleti che bisogna aggiornare. Noi lavoriamo oggi sui network, per esempio, sulle reti. C'è anche la possibilità, che abbiamo esplorato sempre all'interno del progetto in cui collaboriamo con i professori esperti nell'ambito del PNRR, di utilizzare uno strumento tipico della ricerca topografica in archeologia, che è il GIS, per inserire anche e fruire dei documenti. È chiaro che poi la domanda è sempre qual è l'interlocutore, perché fare ricerca sui singoli oggetti deve interessare o l'oggetto stesso, o la destinazione finale, o la provenienza, o i luoghi intermedi, e non è detto che questi portatori di interessi sia possibile unirli in un unico insieme o percorso tematico. Quindi forse è la natura intrinseca multidisciplinare di questi studi che li rende di difficile accesso per le competenze necessarie, ma anche essendo che la più parte dei reperti dalle collezioni nasce come all'interno di un fenomeno che è prevalentemente privato. Venezia è un caso molto speciale da questo punto di vista. È chiaro che l'interesse oggi è minore perché la più parte dei musei, quantomeno italiani, ma anche a livello europeo, hanno una natura di collezioni esposte al pubblico e anche proprio una natura giuridica. Quindi il discorso è molto diventa complicato, lungo, sì. I complesso. metodi possono essere questi. Ecco. Va bene, mi sembra, grazie, ti ringrazio. È vero che ci vogliono competenze diverse, ma insomma è anche un po' il bello del trend scientifico in generale degli ultimi tempi, che è quello di cercare di allargare un po' anche questo. C'è qualche altra domanda? Sì, come no? Forse col microfono, ecco, se no. Giuliana Tomasella. Possiamo anche come girare vuoi. il microfono qua.
No, era più che altro intanto un ringraziamento a tutte le relatrici per questi begli interventi. Come diceva il professor Sperti, noi non abbiamo la libertà che aveva Valentinelli di andare in giro e quindi è sempre un lusso poter sentire delle cose interessanti come stamattina. Quindi ho molto apprezzato anche la vivacità e anche il fatto che tutti sono stati molto nei tempi, no? Perché questa è una cosa molto importante. Ecco, mi ha colpito più che altro, più che domande specifiche, delle così suggestioni. Intanto quello che diceva Miriam mi ha molto colpito della fortuna critica, in sostanza, di certi pezzi, come il Vitelio, che tu forse hai definito che diventano quasi corpi venerati, no? Sì. Ecco, quindi è molto bella questa chiave anche di lettura della, diciamo, visione diacronica, no? di questi pezzi e come la loro percezione è cambiata nel tempo. Credo che su questo si possano fare molte ricerche, ci possano essere molte aperture, quindi volevo anche sollecitarti se avevi qualche altro esempio in questo senso. E poi così una valutazione a proposito dei viaggi di Valentinelli, come noi pensiamo oggi di essere internazionali, no? Nel mondo globalizzato in realtà questi studiosi erano molto internazionali. Adesso gli storici va di moda parlare di transnazionale, transimperiale, ma quando noi ci addentriamo nello studio anche della museologia, ci rendiamo conto di come questi studiosi, per esempio ottocenteschi, sentissero l'importanza della comparazione con le esperienze di altri luoghi, di altre istituzioni, insomma, e quindi giravano, si parlavano, si imitavano. Quindi anche se noi tendiamo a fare una storia delle biblioteche, dei musei in chiave nazionalistica identitaria, in realtà quando ci addentriamo in queste vicende scopriamo molti più fili, insomma, che le connettono. Ecco, quindi in questo senso, ecco, ho trovato molto ma sicuro importante. Che il meccanismo, ahimè, quello lo dimostra il fatto, ad esempio, che diciamo, antiche istituzioni universitarie come l'anno sabbatico stanno scomparendo. Una volta un docente poteva prendersi il lusso di prendere un anno, di girare, di andare e adesso è sempre più difficile per una serie di motivi che alla fine conosciamo, ahimè, benissimo, che sono burocratici, però è una forma di chiusura che si presume compensata dai rapporti che uno ha con i mezzi digitali, eccetera, eccetera, ma invece assolutamente non è così. Insomma, un conto è girare Valentinelli, immagino che nei suoi 4 mesi in Spagna abbiamo raccolto una quantità di dati, vabbè, all'epoca ovviamente era tutto diverso, ma no, mi chiedo, posso fare, non vorrei monopolizzare, faccio un'ultima domanda, ma chiedo, a proposito dei viaggi, Eleonora. sì, a proposito dei viaggi, ma la situazione delle altre biblioteche italiane, perché un conto è l'estero, Torino, va bene, Torino era l'estero per Venezia, naturalmente, sì, esatto. Perché siamo prima della fatidica annessione, ma altri centri italiani, non so, Padova ad esempio. Padova per lui ha un occhio di riguardo perché chiaramente è il luogo della sua formazione. Certo. Quello che infatti, per cercare di stare nei tempi, lui pubblica nel 1849 sull'Allgemeine Literaturzeitung un resoconto su Padova, non avendo appunto in realtà dei buoni giudizi, anche in considerazione del fatto che Padova era stato allievo, che Padova aveva avuto il Forcellini, che non veniva, secondo Valentinelli, realmente apprezzato, e che non veniva realmente apprezzato le cui opere, il lexicon, qui entriamo più in ambito chiaramente classicista, non era stato realmente valorizzato e, usando un termine orribile, promosso. Non c'era stata una reale promozione delle attività filologiche del Forcellini, quando sappiamo, questo
dall'altra parte, che allievi del Forcellini come Andrea Brighenti furono coloro fra i più importanti, io vengo da Roma, e quella che è stata realmente poi la mia tesi magistrale, furono fra i più importanti neoclassicisti precettori della letteratura ecfrastica. Si è parlato adesso di quelle che erano per esempio le descrizioni dei palazzi, ci furono grandi scrittori che soprattutto riuscirono a descrivere in latino Villa Borghese, che è stata altro che patrimonio, tutti i marmi stanno praticamente al Louvre. Comunque, ecco, ritornando, Valentinelli, su quelli che sono stati i suoi luoghi, a quasi, forse mi verrebbe da dire anche con un eccesso di pathos, vorrebbe che fossero più esaltati, esatto. È chiaro che per Valentinelli e in generale per tutti gli antichisti e bibliotecari, bibliografi dell'epoca, la vera grande biblioteca, per così dire, straniera è la Vaticana. E sulla Vaticana non si può dire nulla, no? Come dire, c'era un'altra tradizione, anche lì chiaramente, sicuramente Valentinelli si trova, da quando comincia nel 1841 a Venezia, trova anche chiaramente un parallelismo, perché la Vaticana va di pari passo con i musei vaticani, esattamente come qui avveniva per la Marciana. Però, ecco, in quel contesto non ci prova neanche. Proprio, sì, ubi maior non... Ho capito, grazie mille. Posso solo rispondere per quanto riguardava i viaggi. A me ha sempre anche molto impressionato, è vero che l'inizio Ottocento, abbiamo detto, è positivismo, ma veniamo da una concezione enciclopedica dell'illuminismo stesso. Con i carteggi, vedere con quale velocità riuscirono a fare il Corpus Inscriptionum Latinarum, i Monumenta Germaniae Storiche, cioè questa comunicazione. Appunto, abbiamo visto banalmente, Mommsen scrive il 30 ottobre, il 5 novembre ha già ricevuto la risposta di Valentinelli. Erano totalmente dediti. Mommsen era una macchina da guerra. Mommsen era una macchina da guerra, sì, no, beh, questo poi entriamo in un altro discorso, è impressionante, ma oggettivamente lui era una macchina da guerra, ma anche noi italiani, per così dire, al servizio, lo eravamo a nostra volta. Sì, certo, se no non avrebbe fatto No, il niente. C. Grazie. Sì, io ho scelto dei casi che fossero celeberrimi anche perché siamo legati alla possibilità oggi di visitarli, visto che sono veramente vicinissimi a noi, e quindi ho scelto degli esempi che potessero esservi anche una guida nel momento in cui visitiate, ecco, il museo archeologico, quindi una sorta di presentazione, anche perché la Lectio Magistralis di Irene Favaretto del pomeriggio sarà interamente dedicata al catalogo del museo, del Regio Museo Archeologico di Venezia, da parte, scritto proprio da Valentinelli, e quindi volevo offrire qualche spunto. Ci sono altri casi, devo dire che questo mi ha profondamente stupito, non perché non lo conoscessi, ma perché come dicevo, poi in pittura l'oggetto archeologico un po' scompare, no? Quando leggiamo gli studi sulla pittura d'età moderna, abbiamo alcuni casi molto importanti della letteratura, come da Luigi Beschi e altri, però alcuni casi restituiscono proprio anche la centralità di questo dibattito, di continuo scambio. Sicuramente anche i leoni della Porta dell'Arsenale saranno oggetti citati su cui ci si esercitava molto, ma anche il leone stesso di San Marco, i cavalli, i tetrarchi. Ci sono effettivamente diversi reperti che
che superano la natura di oggetto archeologico e diventano appunto dei signacula pubblici che appunto incarnano una idea di Venezia e per gli artisti sono una sfida, perché credo che per Tintoretto avere realizzato tanti ritratti, tanti disegni del Vitellio Grimani sia stata soprattutto la sfida di rappresentare il naturalismo dell'incarnato e quindi di farlo il più rassomigliante possibile. Oltre a potersi, immagino, esercitare liberamente in un certo senso, visto che erano appunto esposti qui nell'antisala e quindi liberi per potersi esercitare. Naturalmente è chiaro che se di un pezzo i disegni inizia a farli Tintoretto, diciamo col senno di poi non è che una via per la fama di un pezzo che già era piuttosto apprezzato come oggetto, ma non era eternato come poi è stato. Ecco. Io sono qui anche in qualità di reggitrice del microfono, se ci sono altre osservazioni, commenti. Bene, sarà l'unica sessione che si chiude con qualche minuto di anticipo, credo. Beh, se è questione di anticipo, qualche No, benissimo. non voglio... Concludi tu, tanto ci si vede, no? Sì, allora ci rivediamo. Prego. Certo, c'è una domanda, però gentilmente, grazie. Innanzitutto volevo ringraziare di cuore per questo bellissimo convegno. Ho imparato veramente tantissimo oggi e mi si è aperto veramente un mondo. Io sono studentessa, faccio 2 facoltà contemporaneamente e sono felice di aver appreso ancora di più. Era più un intervento per il professore per quanto riguarda appunto l'anno sabbatico. Volevo rassicurarla sul fatto che recentemente, la settimana scorsa, il 13 novembre, con un progetto europeo è arrivato un gruppo di polacchi di 22 persone, più l'interprete giurato del Tribunale di Padova, dottoressa Dominika Grzebek, oltre che essere ovviamente presidente dell'Associazione Interculturale Sinergia, e questo gruppo è andato a visitare Palazzo Balbi, oltre che Venezia, quindi ci sono iniziative per i professori. Secondo me anche questo convegno è stato illuminante per la questione di viaggio. Io sono figlia di 2 culture, sono italo-polacca e sicuramente il viaggiare mi ha aperto immensamente il mondo e anche a livello di possibilità. E infatti ringrazio veramente per questi interventi che mi hanno sicuramente arricchito. E questi professori sono venuti non solo per apprendere ma comprendere anche le buone usanze dell'insegnamento in Italia. E secondo me questi progetti, queste iniziative che sin da abbiamo visto anche questi viaggi per apprendere e comprendere come erano strutturate le biblioteche, le buone usanze, possono essere assolutamente implementate in qualsiasi veramente, possiamo dire così, contesto. Ecco. Quindi assolutamente grazie mille per questo convegno, la rassicuro che ci sono progetti e spero veramente in Polonia vengano fatti, ma spero che vengano anche allargati all'Italia e anche a altri posti. Grazie e sono anche d'accordo con te, perché è vero che esiste, adesso non vorrei spostare però il punto dal fine sabbatico, ma visto che ne parliamo, perché in fondo è una cosa che, come dire, ci permette di confrontare una realtà di tempo fa, come quella che è stata illustrata nel caso di Valentinelli, con le pratiche attuali. Certo, il chierico vagante è una figura fondamentale, è diciamo, l'essenza del professore universitario. Io non volevo affatto essere polemico però ci sono dei meccanismi, purtroppo, e devo dire che chi è, diciamo, è dentro l'università li tocca continuamente, per cui da un lato ci sono tutta una serie di iniziative, che sono ad esempio quelle Erasmus, che fanno sì che uno studente inizi già dal triennio a poter girare. La cosa abbastanza curiosa però è che lo stesso Erasmus non sempre è sfruttato, e ultimamente ci sono più casi, anche dovuti naturalmente a situazioni contingenti tipo la Brexit, in cui le cose diventano un po' più difficili. Per quello che riguarda i docenti, ci sono gli Erasmus per docenti, ci sono possibilità
di viaggio da un lato, dall'altro però devo anche dire sinceramente, almeno nella mia esperienza e parlando con i colleghi, che vedo che la pratica molto sana di prendersi un anno anche per pensare, non è solo questione di viaggio, è una questione di un po' di, come dire, di staccarsi da certi meccanismi e concentrarsi sulla ricerca, purtroppo per una serie di motivi legati sia alla elefantiasi ormai burocratica e sia anche alle necessità della didattica sono, non so, adesso io parlo a titolo personale, magari a altri qui che hanno esperienze diverse, però non vorrei, sì, prego. Non vorrei dire, mi rendo perfettamente conto che viviamo in un'epoca che favorisce molto questi scambi. È vero però che ci sono anche delle come dire, incongruenze e delle discrepanze che poi alla fine contano. Buongiorno a tutti, sempre in tema di Valentinelli, viaggi, anni sabbatici, possibilità di assentarsi dal lavoro per lunghi periodi, l'amministrazione austriaca non era particolarmente contenta di questo, se Valentinelli lo faceva al di là di comunicazioni preventive in periodi in cui la presenza dei bibliotecari era obbligatoria in sede. Bettio l'ha sempre coperto. Qualsiasi fosse l'assenza o la durata o la meta dei suoi viaggi l'ha sempre coperto. Ora non ricordo se mentre era ancora vice bibliotecario oppure quando già era bibliotecario se ne va per 4 mesi senza comunicare preventivamente all'amministrazione e riceve una sanzione disciplinare molto pesante, 6 mesi senza stipendio. Avendo Valentinelli molto del suo, non gli interessa, parte, va, ritorna e poi ritorna tranquillamente in funzione alla Marciana. Questo per chiudere un po' i nostri viaggi di Valentinelli. Poi voglio dire, abbiamo visto che sono dei viaggi assolutamente funzionali, come dire, delle appendici è esattamente come nello stesso periodo, insomma, ci sono le spedizioni archeologiche perché per la prima volta danno conto di quello che si faceva sul campo, per cui il meccanismo del viaggio documentato, hai citato von Humboldt, per quello che riguarda, insomma, quello siamo a dei livelli stratosferici, ma questo mi fa venire.
Sì, il fatto di far seguire i viaggi e le pubblicazioni chiaramente lo mantiene in una posizione di forza e anche, ecco, con un esito fruibile, diciamo, di quelle che erano state le sue esplorazioni, che erano sicuramente, avevano anche una componente di piacere del viaggio, piacere della scoperta, ma erano poi, diventavano poi utili e lo sono ancora per noi tuttora, quindi a volte comportamenti eccezionali danno beneficio a lungo termine. Ecco. A questo punto noi possiamo chiudere i lavori della mattina. Certamente, possiamo avere la conferma che interrompiamo la diretta? È possibile? Certo, possiamo interrompere, grazie. Sì, così diamo alcune notizie organizzative.